province che non dovrebbero esistere più, di fatto io continuo a vederle funzionare. E quindi io partirei con i principi dell'attività amministrativa. Mi ritaglio solo 20 secondi per darvi il programma della mattinata. Faremo una pausa intorno alle 11 più o meno, quindi intanto vedrete guardare l'ora per capire se sto sforando, e poi io personalmente all'una devo andare via, quindi mi spiace, lascerò un grosso spazio magari proprio dopo la pausa per le varie domande eccetera, per l'altra volta ho visto che era la parte più interessante, quindi lascerò più spazio a quella parte, e quindi cercherò di concentrare quasi tutto a prima della pausa. Quindi, come si muove l'attività amministrativa? Quali sono i suoi principi ispiratori, no? Legalità, imparzialità e buon andamento. Le ultime due sono dettate dalla nostra Carta Costituzionale. La legalità, in particolare, prima di parlare di questo forse è meglio fare un approfondimento. La legalità è nata dopo la Rivoluzione francese. Sembra una cosa che dovremmo avere nel DNA, invece guarda caso l'abbiamo imparata solo dopo la Rivoluzione francese. Diciamo che il principio di base dopo la rivoluzione è stato proprio imporre una legge che sia al di sopra di tutti, al di sopra anche del re. Quindi dalla rivoluzione francese abbiamo imparato che non esiste una persona che è al di sopra della legge. Anche il re scriveva le leggi che lui doveva rispettare. Questo è il principio ispiratore di tutta l'attività dell'amministrazione, perché non ci deve essere un sindaco piuttosto che un presidente del consiglio, piuttosto che un direttore generale che detti le leggi e poi lui fa quello che vuole, tanto sono io che detto le leggi. Okay? Questo sarebbe bello vederlo anche nella nostra vita tutti i giorni, no? È bello questo principio, a me piace moltissimo, perché immagino che voi abbiate una famiglia, abbiate dei figli, no? E da genitori vi ponete delle domande e vi dite: come posso affrontare questo argomento piuttosto che quest'altro? Come posso regolare l'attività della mia famiglia? E devo stabilire delle regole. Quando scrivo queste regole, a partire proprio dall'attività familiare, io devo sottostare a quelle regole, perché io sono l'esempio per i miei figli, no? Allo stesso modo tutti dovremmo ragionare in questo modo. Se stiamo lavorando, immaginiamo che il nostro datore di lavoro stabilisca delle regole, e non possono essere delle regole autocratiche per cui io ti dico cosa devi fare, poi io faccio quello che mi pare. Questo livello di legalità ci dovrebbe essere sempre. Molti confondono la legalità con la semplice osservazione delle leggi. In Italia non basta. Le leggi vengono scritte, nella legge si descrive un perimetro e poi tutti viviamo su quel perimetro. Quindi se la legge mi dice che posso andare fino a 90, io vado a 90, massimo 89. Possibilmente, se nessuno mi guarda, a 100, 110. Ok? Quindi il principio di legalità è proprio quello: descrivere un perimetro e vivere sempre all'interno di questo perimetro. Già vivere ai bordi sarebbe comunque all'interno. L'imparzialità è un principio secondo il quale tutte le persone hanno i medesimi diritti. Quindi quando si scrivono le norme devono essere scritte pensando alle esigenze di tutti. Nel senso che è corretto che se io mi devo preoccupare di scrivere leggi, devo pensare alla maggior parte dei problemi, e quindi se su 100 persone
99 manifestano un problema e uno ne manifesta uno diverso, è chiaro che la priorità l'avranno i 99, perché quello è un problema più sentito, ma non posso ignorare quell'unica persona che ha manifestato un problema diverso. Okay? Quindi l'imparzialità consiste in questo, consiste nel ponderare le esigenze di tutti, ma poi stabilire delle priorità. E il buon andamento. Il buon andamento è un principio civico che però ha ripercussioni legali, e quindi attività all'interno della pubblica amministrazione come il mobbing sembrano quasi atteggiamenti contro dei principi civici, mentre invece poi scopriamo che hanno dei risvolti legali, e quindi è corretto considerare anche questa come un principio fondante dell'attività amministrativa. Ho trovato una frase che mi è piaciuta molto nella legge 241 del 90, l'abbiamo citata anche l'altra volta. L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità, secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti. È un po' il cuore di quello che poi diremo oggi con degli esempi più specifici. Quindi l'attività amministrativa è sottoposta a delle leggi, perché stiamo parlando di un comune che è regolato da leggi comunitarie, nazionali e regionali, in quest'ordine. E quindi si deve muovere all'interno di queste norme. Quello che disciplina l'amministrazione è semplicemente lo spazio che lascia la legge più ad alto livello, regionale, nazionale o comunitaria, e che devo calare nella mia realtà, no? Quindi tutte le norme devono semplicemente andare a dettagliare meglio. La legge nazionale dice questo, poi lascia uno spazio per ognuno, perché siamo 8100 in Italia, quindi immagino che alcuni comuni abbiano esigenze diverse da altre, quindi in quello spazio devo legiferare. È retta da criteri di economicità. Quindi una cosa fondamentale, io l'ho già detta anche l'altra volta, l'amministrazione comunale non è un'azienda privata, nessuna amministrazione è un'azienda privata. Noi non dobbiamo creare utili, non abbiamo dei soci che finanziano la nostra attività e che poi devono portare a casa la pagnotta. L'amministrazione comunale, e in questo è uguale a tutte le altre amministrazioni, raccolgono soldi perché la Costituzione dice che ognuno di noi deve partecipare in quota proporzionale al suo lavoro, al suo reddito e quant'altro, e poi devo usare questi soldi che ho raccolto per fornire dei servizi all'amministrazione. Non posso raccoglierli per creare utili da poi dividere ad altra gente o per regalare mazzette o quant'altro. Quindi in questo si deve muovere l'amministrazione: raccolgo i soldi strettamente necessari a darti i servizi di cui hai bisogno. Questo è il criterio di economicità. Di efficacia: quello che faccio deve produrre un risultato, non devono rimanere parole. Devo dire io sono per l'etica e per l'ecologia e poi non faccio niente. Una norma che non trova efficacia è assolutamente inutile. E di pubblicità, su questo parleremo molto oggi, di pubblicità, cioè rendere trasparente, pubblico, quello che io sto facendo, a differenza di una amministrazione privata che fa qualcosa per se stesso e quindi espone semplicemente al pubblico quello che serve per le norme che regolano ad esempio il pagamento delle tasse. Quindi io espongo il mio bilancio perché devo pagarci le tasse, quindi tutti devono sapere che io ho incassato 100 e devo pagare in percentuale. La pubblica amministrazione espone tutto quello che fa, e su questo oggi faremo un grosso approfondimento.
cominciamo a parlare di quello che fa proprio l'amministrazione comunale. Quindi quali sono le tipologie di atti attraverso i quali si muove. A differenza di un organismo privato, io faccio sempre un parallelo perché nonostante io veda qualche faccia nota e so che qualcuno di voi è un amministratore, quindi è un consigliere piuttosto che un assessore, tutti noi poi al 99% lavoriamo in enti privati, quindi ci raffrontiamo sempre con una realtà diversa da quella che è l'attività pubblica. Nel privato si fanno tante riunioni, ma poi difficilmente si verbalizza, difficilmente si deve rendere noto a tutti quello che si è deciso all'interno di quella riunione. Anzi, in molte riunioni si dice: questo è quello che dobbiamo fare, ma gli altri devono sapere quest'altro. In una pubblica amministrazione questo non deve mai succedere. Quello che io decido, quello che decido di mettere in campo per ottenere quel risultato deve essere ultra pubblico e sarà sempre più così. Oggi è così in parte, poi sarà sempre più trasparente. Quindi qualsiasi decisione a qualsiasi livello è rappresentata in un atto e gli atti si dividono in atti collegiali e atti monocratici. Quali sono gli atti collegiali e cosa sono? Sono la manifestazione di volontà, di conoscenze, di giudizio poste in essere da un'autorità amministrativa nell'esercizio di una potestà concreta. Questo vuol dire che io nell'atto posso scrivere intanto l'espressione di quello che voglio, quindi l'obiettivo da raggiungere attraverso quell'atto, ma lo devo fare con una potestà concreta, cioè devo effettivamente poterlo fare. Quindi esistono atti diversi dipendentemente da qual è l'obiettivo e da qual è l'organo che li vuole promulgare. Gli atti collegiali, cioè quelli che nascono non da un'unica persona ma da un insieme di persone, sono intanto lo statuto, poi i regolamenti, quindi le delibere di consiglio e di giunta. Lo statuto, ne abbiamo parlato largamente l'altra volta, è il primo atto del comune e quindi stabilisce in particolare le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente. È il primo atto che una giunta che si insedia prepara e poi espone e si vota in consiglio comunale. Lo statuto è del consiglio comunale. Anticipo qualcosa che vi dirò dopo, perché parleremo anche di questo. Tutto quello che io vi dirò oggi è l'espressione di come è stato pensato dal legislatore a partire dalla Costituzione. Poi di fatto, e ne parleremo molto alla fine, nella parte finale di questo incontro, non trova la sua concretezza, nel senso che se uno statuto deve essere di competenza del Consiglio Comunale, uno si immagina che lo statuto venga scritto dal Consiglio Comunale. No, viene discusso e poi votato. Ora, il Consiglio Comunale succede questo. Io vi ho descritto il Consiglio Comunale nella sua fattispecie l'altra volta, quindi vi ho detto che su un Consiglio Comunale di 16 componenti, più il sindaco, la maggioranza è rappresentata dai consiglieri che appoggiavano il sindaco vincente e poi c'è una stretta minoranza, quindi stiamo parlando di 11 e 5, quindi non su 10, 6 e 4, quindi non è proprio, è una stretta minoranza. In alcuni casi la minoranza può rappresentare anche la maggioranza dei voti del comune, ma siccome era spezzettata in tanti piccoli gruppi, nessuno di loro è stato il primo eletto, di conseguenza la maggioranza dei consiglieri in un consiglio comunale rappresenta la minoranza dei voti nelle ultime elezioni. E lo statuto viene scritto dalla maggioranza, di solito esiste, quindi un'amministrazione che si insedia trova già uno statuto, eventualmente fa delle piccole correzioni e lo espone al consiglio.
il Consiglio, anche per voce di qualche consiglio di minoranza, può anche dire: ma a me piacerebbe che fosse scritto così. Ok, grazie. Deve parlare qualcun altro? Perché il consiglio di minoranza non ha tutta questa forza. Io ve lo spiegherò con la massima trasparenza. Il legislatore non ha pensato questo, ha pensato che un consiglio comunale dovesse rappresentare tutti i voti dell'ultimo suffragio, no? Quindi nel consiglio comunale ci deve essere sì la maggioranza ma anche la minoranza, ma ci deve essere perché deve avere un ruolo. Lo statuto, come molti altri atti, vengono scritti dalle maggioranze e poi votati, e se vota la maggioranza dei partecipanti viene approvato, anche se dice qualcosa che la minoranza proprio non tollera. Quindi sto anticipando qualcosa che diremo dopo, ma è corretto che vi dica anche quello che è stato pensato quando è stata scritta una legge e quello che trovate invece nei consigli comunali. I regolamenti sono sempre di competenza del Consiglio Comunale se hanno un carattere generale, e la stragrande maggioranza dei regolamenti comunali hanno un indirizzo amministrativo politico e quindi di solito passano dal Consiglio Comunale. Ce ne sono altri regolamenti, solitamente quelli che dispongono il personale, quindi l'organigramma dell'ente, eccetera, che passano per la Giunta, hanno solo una valenza gestionale. I regolamenti sono importantissimi, molti comuni mancano di un regolamento. I regolamenti, a differenza dello statuto, non sono obbligatori, per cui io potrei espletare un determinato servizio che non è regolamentato. Quindi se espleto quel servizio vuol dire che c'è una norma sovracomunale, quindi regionale o nazionale, che mi permette di esercitare quel servizio, e poi quando il servizio sta prendendo forma gli do una regolamentazione, faccio il contrario di quello che dovrebbe essere nella logica di tutto, no? Se io voglio aprire un mercato nel mio comune, devo scrivere un regolamento, cioè devo descrivere minuziosamente come accoglierò le richieste di partecipazione a quel mercato da tutti i venditori ambulanti, come distribuirò l'assegnazione dei posti nel mio mercato per l'esercizio dell'attività produttiva in quel mercato, quali sono i giorni della settimana in cui sarà svolto, quali sono gli orari, tutte le modalità, come avviene la pulizia dopo che vanno via. Cioè, un regolamento descrive dall'inizio alla fine tutto questo servizio. Se cerco in tutti i regolamenti dei singoli comuni, vedo che prima viene istituito il mercato, poi si prova a vedere come va. Mettiamo una baracca qua, una là, vediamo se non si lamenta quello che gliel'ho messa davanti all'esercizio commerciale, vediamo se la signora Maria non ha problemi a uscire con la macchina dal garage, e poi scriviamo un regolamento, che sarebbe come, e anche questo succede, sembra che vi stia raccontando, se uno deve fare un'opera di ristrutturazione a casa sua, interna, quindi non devo pagare degli oneri, e devo spostare un muro da qua a là, io lo penso, vado da un architetto, da un geometra, mi fa il disegnino e mi dice: questa è la tua casa, questo è come sarà. Però sulla carta è tutto facile, no? Poi quando cominciano ad arrivare gli operai in casa, scoprono che spaccano un muro, trovano qualcosa e dicono: guarda che non lo possiamo spostare di 1 metro, dobbiamo spostare di 1,20 m. Ora, se io facessi come prevede la norma e quindi andassi in comune a dire: guarda che io voglio fare quest'opera, nel momento in cui inizio l'opera devo fare una variante a quell'opera, e queste operazioni sono costose, il disegnino del geometra, dell'architetto costa. Quindi per evitare questo problema cosa faccio? Chiamo l'operaio, sposto il muro, prendo le misure e vado dal comune a dire: voglio fare questo, intanto l'ho già fatto, e ti dico esattamente come lo farò perché l'ho già fatto. Quindi i regolamenti comunali in alcuni casi si muovono così. E poi in Consiglio Comunale si vantano anche a dire: oggi stiamo approvando un regolamento che mancava da anni,
Ma che bravo, stai regolamentando qualcosa che stai facendo senza un regolamento, e me lo dici anche. Questo succede perché nei consigli comunali il pubblico è zero, e quei pochi che ci sono queste nozioni non ce le hanno. Quindi quando io vi dico che siete degli eroi a venire qua, in realtà vi state interessando di come amministrano i vostri elettori, cioè le persone che sono lì perché voi avete messo una crocetta su una scheda e dovreste sapere come devono lavorare. Noi tutti siamo titolari di alcune persone che abbiamo incaricato e paghiamo perché ci amministrino, e quindi in qualche modo dovremmo controllarle. Se tutti voi foste degli imprenditori, penso che il primo pensiero che vi sveglia la mattina è: come sta andando la mia attività? Siamo in perdita, stiamo guadagnando, i clienti sono soddisfatti? Queste sono le priorità, no? Da cittadini non ce ne preoccupiamo minimamente, cioè, abbiamo delegato qualcuno, siccome c'è da fare sta benedetta pulizia delle strade, c'è da fare lo sfalcio dell'erba, possiamo fare una riunione ogni volta che c'è da tagliare l'erba? No, metto una crocetta, delego qualcuno e se ne occupa lui, ok? Se fosse il giardino di casa nostra incaricheremmo un giardiniere, ma dopo che è passato e ci ha chiesto di essere pagato quel giorno andremo a controllare il lavoro che ha fatto. Quindi sarebbe bello che ci fosse sempre questo parallelismo. Le delibere, qui l'ho generalizzato perché in realtà le delibere sono sia di consiglio che di giunta. Le delibere di consiglio hanno solo una valenza politica, le delibere di giunta hanno una valenza amministrativa. Sono atti in cui si espone una volontà per competenza, quindi se competenza del politica, quindi del consiglio, si sottopone al consiglio, diversamente in giunta. Le delibere sono degli atti suddivisi in tre grosse categorie: atti di mero indirizzo, cioè l'amministrazione vuole perseguire questo scopo, non di mero indirizzo, che quindi hanno delle conseguenze non solo per l'espressione di una volontà, ma non impegnano una spesa, e delle delibere che invece implicano anche un impegno di spesa. Si differenziano perché occorre il vaglio della ragioneria in queste ultime, solo nelle ultime. Vi ho portato anche degli esempi di delibere, così. Partiamo da una delibera di giunta. Voi vedrete Comuni Casiera non perché voglio fare pubblicità, ma sono consigliere a Casiera, quindi le sento appena più vicine. Allora, una delibera si presenta in questo modo, come fosse una letterina, un oggetto che è lo scopo dell'espressione di volontà di quell'atto, ha un elenco di partecipanti, assenti e presenti, e poi ha la parte della premessa, quindi la giunta comunale perché vuole perseguire quell'obiettivo, e quindi premesso che, preso atto che, bla 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 bla. Questa è la parte deliberativa, e quindi qua si esprime proprio la volontà, la si esprime in virtù della premessa che è stata fatta, ok? Questo è il concetto. Questa delibera è un atto collegiale. Questo vuol dire che si espone, si discute e si modifica e si approva in giunta, quindi in un tavolo in cui partecipa più di una persona, ok? Ed è, siccome soprattutto quelle di giunta hanno una valenza amministrativa, si deve sottoporre al parere di uno o più responsabili delle aree interessate. Quindi se una delibera che interessa i servizi sociali, occorre chiedere il parere al responsabile dell'ufficio servizi sociali. La firma delle delibere di giunta è sempre del presidente, quindi del sindaco, e del segretario comunale. Loro firmano materialmente l'atto, ok?
poi parleremo di informatizzazione eccetera, quindi adesso vi parlo solo di firma, dopo scenderemo magari anche nel dettaglio. In questo caso il parere è stato chiesto al responsabile del settore / servizio, quindi il parere viene sempre chiesto e scritto dal responsabile del settore. Se poi questa delibera abbiamo detto che non è solo un atto di mero indirizzo ma ha anche dei risvolti finanziari, allora serve anche il parere di regolarità contabile e quindi si chiede il parere anche al responsabile del servizio finanziario. Stiamo parlando sempre di figure non politiche, queste sono figure tecniche, i responsabili dei vari servizi. Okay? Ora, una delibera non si può mai discutere se è priva dei pareri, quindi il parere, che non necessariamente deve essere favorevole, l'atto è un atto collegiale della Giunta o del Consiglio. Per poterlo discutere io ho bisogno del parere. Questo parere deve essere espresso preventivamente e quindi solitamente nella forma che vedete qui, vedete che ha il firmato. Questa forma vuol dire che il parere è stato firmato veramente, quindi in forma olografa piuttosto che con firma digitale, nella sua proposta. Quindi la proposta è stata sottoposta ai responsabili che hanno firmato il parere, hanno detto io sono favorevole o sono contrario, e poi nella deliberazione si fa un tutt'uno e si dice tenuto conto anche dei pareri io delibero questo. Quindi vuol dire che un parere può anche essere negativo. Io chiedo il parere, quello mi dice non sono d'accordo, io lo approvo lo stesso. Okay? L'atto è collegiale ma è della Giunta o del Consiglio, ma deve contenere anche il parere. Tutto chiaro fino adesso? È difficilissimo. Quindi tra Giunta e Consiglio cambia solo la finalità. Se è solo un atto di indirizzo politico, allora deve essere sottoposta al Consiglio. Se è un atto amministrativo, e solitamente gli atti amministrativi poi hanno risvolti finanziari, allora si sottopone alla Giunta e poi viene approvato. Una differenza sostanziale tra la Giunta e il Consiglio, prego. Se non c'è il parere positivo dal punto di vista finanziario, può essere comunque approvata la delibera? Assolutamente sì. Prego. Come mai in alcuni comuni c'è solo il dirigente finanziario e in altri ci sono anche i revisori dei conti? Allora, partiamo da questo concetto. Il parere finanziario, che è quello che ci interessa di più, il parere tecnico ci interessa meno, ma farò anche una breve, apro e chiudo una parentesi. Allora, no, l'apro e la chiudo subito perché è interessante questa cosa. Perché parliamo di competenza, stamattina ne parlavo di competenza, di una cosa che non piace a nessuno. Devo aprirla e chiudere questa parentesi perché mi piace molto. L'altra volta abbiamo detto che sotto i 15.000 abitanti gli assessori possono essere presi dal consiglio comunale, dai consiglieri eletti. Sopra i 15.000 abitanti non può esistere questa realtà, quindi i consiglieri fanno la loro attività politica, gli assessori, che sono la parte amministrativa e tecnica, devono essere presi all'esterno del consiglio. Questo perché si dà priorità alla competenza, okay? Quindi quel ruolo, soprattutto il responsabile finanziario, ma anche il responsabile di edilizia privata e pubblica, eccetera, devono avere grossa competenza. Se non hanno questa competenza, e molto spesso succede, perché soprattutto nei comuni al di sotto dei 15.000 abitanti, io compongo la mia lista dei consiglieri con i quali mi presenterò per chiedere il voto ai cittadini, prendendo non le persone più capaci, quindi in virtù anche di quel posto che dovranno occupare da assessori, ma semplicemente perché sono molto conosciuti, e se sono molto conosciuti prendono un sacco di voti, che è quello che mi interessa, no? Prendo i voti e poi, cavolo, mi hanno eletto, adesso devo scegliere fra questi squinternati. Questo ha fatto il coltivatore diretto per tutta la vita, ma ha venduto le sue patate a tutto il paese, quindi lo conoscono tutti, ha beccato un sacco di voti. Cosa gli diamo da fare? Perché se ha preso un sacco di voti non gli posso dire torna a coltivare le tue patate,
lo devo mettere a gestire il bilancio comunale. Con tutto il rispetto di chi coltiva le patate, che mi piacciono moltissimo, per gestire correttamente il bilancio di un comune occorre avere moltissima competenza. Se questa competenza non ce l'ho, mi affido al responsabile dell'ufficio. Quindi questi atti vengono scritti, ed è la realtà, nel 99% dei casi dai responsabili uffici. Li condivido con l'assessore che dice: bella la tua idea, se ho avuto solo questa, come faccio a dire che è bella? Se mi dai 2 o 3 scelgo, ma se mi dai questa dico per forza che è bella, poi io non ne capisco niente, quindi confido che sia la scelta giusta. E questo riguarda il parere tecnico, non tanto il parere finanziario. Quindi la maggior parte delle delibere che vedete, sia di giunta che di consiglio, non sono un parto della mente degli amministratori, e questa è una cosa raccapricciante, ma è una realtà, quindi ve la devo raccontare. Per quanto riguarda invece il parere finanziario, è un po' più complesso. Apparentemente sembra semplice. Questo vale per tutto. Quindi sia per un atto collegiale che per un atto monocratico noi abbiamo un bilancio. Quindi abbiamo dei soldi che entrano all'interno dell'amministrazione, o potrebbero entrare, perché il bilancio, almeno quello previsionale, si basa sull'ipotesi fatta dagli anni precedenti, adesso dobbiamo considerare almeno 3 anni precedenti, per cui in base a quanto mi è entrato negli anni io so che ho questo ammontare che posso dividere tra i vari settori, e quindi ogni settore ha il suo pezzettino, che non è proporzionale correttamente, quindi c'è chi ha più bisogno di soldi e chi ne ha meno, ha bisogno di meno soldi, e quindi in quella proporzione vengono distribuiti. Ogni responsabile poi, così come può fare anche la giunta, sa che ha questo suo castelletto da cui può attingere, e quindi tutti gli atti devono contenere, ve lo farò vedere poi in una determina, si vede anche meglio, un impegno di spesa. Quindi io sul mio ammontare di 10.000 che ho ogni anno mi serve comprare un computer, quindi attingo 1.000, sottoscrivo un impegno di spesa di 1.000 e prelevo. Tecnicamente il giudizio che deve dare il responsabile finanziario si dovrebbe attenere solo a quello, e tanto più è monocratico l'atto, tanto più è stringente il ruolo che deve avere il responsabile finanziario. Cioè deve dire: tu vuoi spendere 1.000, vediamo se nel tuo castelletto 1.000 esistono. Se non esistono, il mio parere è sicuramente negativo. Esistono, e quindi faccio un ulteriore controllo. Siccome noi abbiamo distribuito i soldi del bilancio in soldi per le caramelle, soldi per i panini, soldi per questo e per quest'altro, se tu vuoi comprare caramelle devi attingere dal capitolo corretto. Se tu invece stai attingendo dal capitolo sbagliato, il mio parere sarà negativo. Quindi questo è il controllo che fa il responsabile finanziario, in teoria, perché poi c'è una sorta di patto di stabilità, anche se sentirete dire che il patto di stabilità non esiste più nei comuni, ma esiste come, nel senso che il patto di stabilità ci ha insegnato qualcosa e ce lo portiamo dietro. C'è un programma triennale finanziario che dobbiamo rispettare, quindi anche quello incide nel giudizio del responsabile finanziario. Sta di fatto che un atto non viene mai scritto e sottoposto al vaglio della ragioneria. Di solito il parere contabile si prende alzando il telefono. Io chiamo il ragioniere e dico: vorrei comprare un computer, ci sono soldi? Sì, tutto bene, cioè posso comprarlo, sei sicuro? Sì. Quello è il parere finanziario, quindi io scrivo atto quando so già che andrà a buon fine. È possibile anche che alcuni atti abbiano poi delle conseguenze gravi, quindi io spendo l'impegno dei soldi, quella spesa è grossa, è divisa in più anni, produce degli interessi, eccetera, per cui è facile che poi si generi un debito fuori bilancio da un atto che non prevedeva un debito fuori bilancio. E quindi su questo deve essere un po' più lungimirante l'occhio del responsabile finanziario, che ha una valenza fondamentale nei comuni, fondamentale. Nel mio comune mi sono lamentato perché sono 2 anni che noi condividiamo il ragioniere con un altro comune. Casiere e Silea si condividono
il ragioniere, quindi sta 2 giorni da noi e 3 giorni da loro. E questo non può funzionare. Non può funzionare semplicemente perché lui deve vagliare tutti gli atti, determine e delibere viaggiano solo se hanno la firma del responsabile finanziario. Se io ce l'ho 2 giorni a settimana e magari quei 2 giorni lui si ammala, io ho gli atti fermi per 2 settimane. Questo non può succedere, non può esistere. E siccome non può esistere, si va avanti anche senza la firma del ragioniere e poi si incorre in sanzioni. Alcuni atti, oltre al parere contabile, hanno anche il parere del revisore dei conti, perché incidono sul bilancio, e quindi siccome incidono sul bilancio, deve essere presentata una variazione al bilancio dal Consiglio Comunale, allora hanno bisogno anche di quello. Il revisore dei conti viene preso in considerazione in quei casi e nei casi proprio delle variazioni di bilancio che vengono approvate dal Consiglio Comunale. E quindi, ripeto, se rimaniamo nella struttura che vi ho descritto prima, castelletto, uno preleva dall'altro uno, quello va benissimo. Se io comincio a sforare questi e quindi devo prendere soldi da una parte e dall'altra, ho bisogno di un occhio un po' più alto, e quindi il lavoro lo fanno correttamente, non pensate che possa sfuggire qualcosa. Se sfugge qualcosa è perché voleva sfuggire. Non esiste che il revisore dei conti non si è accorto di quella cosa, no, non si è voluto accorgere di quella cosa, ma l'ha vista e come. Scusi, Prego. però teoricamente non sarebbe più corretto fare prima la revisione del bilancio e poi proseguire con un acquisto di 10 computer invece che uno? Allora, il problema è proprio decidere su soldi che non si hanno, ok? Quindi faccio sempre il paragone con l'azienda privata. L'azienda privata o spende soldi che ha già e quindi ha liquidità in banca e li spende, oppure se deve comprare qualcosa fa un prestito e si rivolge sempre alla stessa banca. Quindi poi i conti nel suo bilancio li fa sulla base delle rate del mutuo che deve pagare per aver comprato quell'oggetto. In comune non si può fare così. In comune io spendo soldi che dovranno entrare, poi periodicamente, quindi può succedere 3, 4, 5 volte in un anno, viene rivisto il bilancio perché avevo pensato che mi entrassero 10.000 euro, invece ne sono entrati 40, pensavo di averne 50.000, hanno evaso tutti e ne sono arrivati 10, quindi devo spostare. Cioè, se io pensavo di avere 50 e ho detto a quel settore spendi 50, poi ne sono entrati 10, il problema c'è, quindi devo spostare. Prego. Ieri ho parlato di un caso, abbiamo trovato delle irregolarità nel FEF che riguarda i rifiuti latali, no? Certo. E il comune ce le ha confermate, devo ancora leggere e praticamente hanno inventato uno scamotaggio, cioè hanno trovato per caso dei rifiuti abbandonati nel suolo del comune che giustificano la spesa che noi abbiamo contestato. In questo caso deve fare la revisione di bilancio, poiché ci saranno già le fatture eccetera che accompagnano in questo caso la deratizzazione, la del resto che non vanno addebitate alla Tari, o come risolveranno il problema, perché abbiamo questa difficoltà. Vogliamo un po' che venga fatta chiarezza a quello che ha detto prima e regolarità. Cosa dobbiamo aspettarci da questi signori? Allora, torno a ripetere, se quei soldi sono stati spesi anche se non dovevano essere, ma in quel capitolo che adesso è compreso una missione, quindi è un po' più complessa adesso la ragioneria comunale, c'erano, in teoria potrebbe anche non servire, ma devono dichiarare di aver speso dei soldi in più rispetto a quelli che dovevano, perché hanno una convenzione per la raccolta dei rifiuti. Al contrario, se devono spendere dei soldi che in quel capitolo proprio non c'erano, occorre fare proprio una grossa variazione di bilancio e quindi prenderli da qualche altra parte. Okay? Io la sto semplificando molto, in realtà il lavoro che si fa sul bilancio è molto complesso, quindi giustificare sicuramente, dopodiché il problema c'è e lo devo risolvere, quindi in qualche modo o mi affido alla buona volontà dei cittadini e dico guardate ci sono dei rifiuti, andate a raccogliere, oppure se devo farlo fare a qualcuno, questo può essere. Non esistono, li hanno inventati loro per giustificare le spese che adesso... È un altro discorso, quello diventa un reato. Sì, il problema è che noi non riusciamo a dimostrarlo. Va bene, ci staremo con gli occhi sopra. Sì.
Allora, anche qua apro e chiudo una parentesi su come si fanno gli acquisti in comune. È molto molto complicata la storia. Io sono 20 anni che sono nelle amministrazioni comunali, per 10-15 anni le cose sono rimaste più o meno invariate, adesso cambiano molto velocemente. Adesso le norme si susseguono e c'è molta più vivacità normativa perché c'è anche un po' più di controllo, questo devo ammettere. Un tempo si comprava liberamente, quindi si faceva una gara, si poteva fare una gara, si stavano i paletti, eccetera, eccetera. Oggi, al di sotto dei 40.000 euro, si può comprare quasi liberamente, dopo vi spiegherò come si può comprare liberamente. Al di sopra dei 40.000 euro occorre fare una gara e quindi bisogna invitare almeno 3 enti, 3 ditte che possono partecipare a quella gara, bisogna stabilire dei criteri con cui si sceglierà chi vincerà quella gara. Ne sto parlando, ma io di appalti pubblici non ne so moltissimo, quindi ho un'esperta lì che ti potrebbe fare un discorso di 4 ore. Diciamo in generale che esistono o delle centrali di acquisto per gli approvvigionamenti o il MEPA, che è il mercato elettronico. Immaginate di avere un eBay per i comuni da cui io vado ad attingere, no? Il legislatore si è posto questo problema, quindi voleva dare pari opportunità, anche se ha creato magari dei problemi, nel senso che se prima io devo comprare la stampante e mi rivolgevo al venditore che ho sotto il comune, che conosco da una vita, di cui mi fido, eccetera, ma che mi fa un prezzo ovviamente più caro, perché se sta vendendo a un privato vende a 100, se sta vendendo al comune diventa improvvisamente 1000, però immediatamente se un problema lo chiamo, quindi il comune sapeva di pagare di più, ma lo faceva perché gli dava questa possibilità, no? Per anni è andata avanti la favoletta che se l'è venduta il nostro governatore, che in Veneto le siringhe costavano 60 centesimi, a Reggio Calabria costavano 6 euro. Era vero. Peccato che in Veneto i pagamenti per la pubblica amministrazione erano a 30 giorni, la media a Reggio Calabria fino a 3 anni fa erano a 1080 giorni. Quindi io compro oggi e tu mi paghi fra 3 anni e mezzo. Okay? Se mi paghi fra 3 anni e mezzo non posso vendertela a 60 centesimi, te la vendo a 6 euro, ti faccio pagare oggi gli interessi che mi devi. Questa era la norma. Tutto questo è stato in qualche modo regolarizzato, quindi i pagamenti devono avvenire entro 30 giorni, tutti i pagamenti al di fuori dei 30 giorni devono essere comunque passati in consiglio comunale dicendo il 6%, il 5% dei pagamenti li facciamo oltre 30 giorni, quindi è un po' più trasparente questa. Detto questo, molte gare d'appalto vengono scritte, io sto dicendo qualcosa che è un reato e quindi mi assumo la responsabilità di quello che dico. Molte gare d'appalto vengono scritte da ditte che partecipano a quell'appalto, perché io sto spendendo più di 40.000 euro, quindi sono costretto a fare una gara, ma voglio te, e se voglio te la gara deve essere scritta in maniera tale che solo tu possa vincere. Chi meglio di te può scrivere questa gara? Scrivi te. Poi io farò il bando, tu partecipi e hai automaticamente vinto, salvo che le altre in un mese non riescano a raggiungere il gap che tu hai descritto. Ok? Il terzo, piani economici, finanziari, chi è che lo scrive? La ditta che deve fare la gestione. Sì. Hanno addirittura dimenticato anche il logo da noi. Quindi ahimè è così. Da noi addirittura sono arrivati al punto di dire fin tanto che ci sarà all'interno dell'azienda quel nome, noi non andremo in bando. 1999 hanno fatto auto e scrivere del genere. Fin tanto che permarrà di essere scritto, non si farà un bando pubblico per fare il servizio del scopo civico. Sì. Non riusciamo a venire fuori da questo, cioè, mi metto nei panni del legislatore, risolvere un problema del genere è molto complesso, però prego,
vai che abbiamo una soluzione. In realtà il legislatore ha già risolto il problema, sono le amministrazioni pubbliche che utilizzano, come dicevi tu, dei canali non corretti, perché ad esempio anche per gli affidamenti definiti diretti sotto Sì. i 40.000 euro esiste l'obbligo di rotazione degli affidamenti e degli inviti, cioè io non posso riaffidare l'appalto a meno che non venga adeguatamente motivato, È vero. perché comunque non posso incorrere nella sleale concorrenza del mercato se l'appaltatore precedente ha svolto regolarmente la fornitura del servizio. Tuttavia anche c'è la rotazione degli inviti, cioè non posso invitare successivamente alla prossima procedura quelli che sono stati invitati alla precedente, cioè le regole ci sono, è che come pubbliche amministrazioni le cerchiamo in modo di svincolare. Cioè, il codice degli appalti in determinati punti è chiaro, tanto è vero che poi l'impiccio dove sta il funzionario che redige l'atto di affidamento, la determina contraria, ha dei punti cardine a cui devo temperare e deve rispondere. Chi è onesto risponde con correttezza, scusate il termine, chi è disonesto le strade le trova tutte. E come dicevo stamattina anche a te che parlavamo del casino che era successo all'Università di Padova, guardate che gli inciuci si fanno molto meglio negli appalti piccoli, sotto i 40.000 euro. Nel caso di affidamento diretto abbiamo veramente, cioè, si annida la corruzione più perversa di cui non abbiamo neanche, non oseremo neanche pensarla noi che stiamo a casa per normali cittadini. No. Come dicevi tu, poi c'è l'impiccio sopra anche i 40.000 euro, anche se anche questo il legislatore ha posto rimedio, perché per esempio la fase di lavori pubblici, io non sono esperta di lavori pubblici, non ho livelli e di servizi, però la fase di progettazione io posso fare una gara per la progettazione e poi per affidare il lavoro, ma sono fasi distinte. Quindi anche lì il legislatore ha posto dei paletti, solo se noi ci mettiamo qualcos'altro e li scavalcare. Questo è un altro problema. Sì, non voglio spezzare lancia nei confronti di chi è disonesto, però in realtà tutti questi paletti sono stati posti perché negli anni sono state fatte delle regolarità, quindi in realtà non è che se io mi sto rivolgendo a quel fornitore gli dico di scriversi il bando e perché poi gli devo passare una mazzetta, non vedete questo binomio, è perché io voglio scegliere il meglio che c'è sul mercato, so che sei tu il migliore, ma la legge mi impone questi paletti perché deve aggirare una serie di malfunzionamenti, chiamiamoli in questo modo, che per anni, a tutt'oggi, non per anni, esistono. Prego. Mi rivolgo alla... Sì. La rotazione è attivamente in Sì. salvo cosa? No, è obbligatoria, cioè praticamente io... Non ci sono eccezioni. No, allora sostanzialmente io devo far votare il precedente affidatario. Chiaramente non posso precludere, cioè incorrere nella slealità del commercio, no? Quindi cioè, se lui ha fatto bene il suo servizio posso anche reinvitarlo, però devo motivarlo, ma deve essere messo ai blocchi di partenza uguali per tutti, cioè non gli devo creare un favolo in più perché ha vinto il precedente appalto ed è stato bravissimo, perché sennò me lo vince enorme. E tra l'altro quando si fa l'aggiudicazione dell'appalto, l'offerta economicamente più vantaggiosa, quindi vengono ponderati dei pesi, i criteri di affidamento non devono essere poggiati sul favor massimo dell'appaltatore uscente, ma devono essere criteri generali. Tra l'altro poi la Comunità Europea ci impone il massimo favore di far partecipare le microimprese agli appalti pubblici, perché si sono accorti da studi che è il settore che tira di più. Paradossalmente sono gli artigiani che muovono l'economia, non i grossi appaltatori che fanno tra l'altro in determinate categorie il monopolio di imprese. Le regole ci sono, che poi Antonello, anche lui che lavora in comune, forse possa anche lui a spizzare via, cioè ci metti un anno secondo, cioè i modi servono. Non a caso il presidente dell'autorità anticorruzione Cantone purtroppo ha detto che i funzionari onesti non faranno mai carriera e vi lascio intendere il seguito dei nostri interviste. Tipo.
A me è capitato la settimana scorsa che ci sono da comprare delle panchine da mettere nel parco. Allora bisogna fare in fretta perché l'acquisto deve essere fatto entro fine anno con fornitura entro fine anno, se no i soldi vanno persi. Bene, allora io individuo il prodotto, riesco a fare i giri dove andiamo a comprarlo direttamente dal produttore, quindi dico facciamo qualcosa in meglio di così non si può fare, visto che vuoi quel prodotto, ma perché mi dicono dammi la motivazione perché facciamo affidamento, una RDO, affidamento diretto. Io vi ho fatto il prodotto, quello che voi mi avete chiesto, ma le motivazioni ve le date voi. Io, gara, faccio un piccolo bando perché erano 17.000 euro per chile, io devo gara, tra 5 lite, non c'è il tempo, è come il costo. Però l'hanno fatta lo stesso alla fine. Ecco, allora, è molto utile invece il discorso quello del servizio della sport rifiuti, perché sono 46 milioni di euro e continuano a non andare in bando. Adesso questi arrivano, ho assistito a delle riunioni dove loro dettano legge, noi non possiamo dire. Alla fine io continuo a sostenere, specialmente per questi grossi appalti, il servizio del comune, quindi il progetto dovrei farlo io come comune, tu mi fai il servizio, io ti controllo, però mi tengo i soldi. Spesso troviamo che questi servizi, tipo lo sport rifiuti, i soldi vengono versati, cioè vengono introitati direttamente dalla ditta che fa il servizio. Quindi se io prevedo delle penalità, come le faccio a far pagare se loro hanno già tutti i soldi? sì. Allora, vi prego solo una cosa, dopo do la parola. Allora, facciamo approfondimenti durante questa, cioè nel senso, non ho capito questa cosa, spiegamela meglio. Tutto questo dibattito, che è la parte più interessante, teniamola per dopo, altrimenti rischio di non trattare qualche argomento perché sforiamo l'orario. Però mi piace, cioè ripeto, la sottolineo questa parte perché poi, essendo un incontro e non un corso, è la parte più interessante della mattinata. Prego. Quando il fornitore è uno solo, Sì. e anche cercando non si trova, perché la situazione è particolare. Ad esempio che mi sono trovato ad affrontare fare la tracciatura della segnaletica orizzontale al Lido di Venezia. Al Lido di Venezia non ci vuole andare nessuno perché è oneroso portare dei mezzi eccetera in un'isola, lasciarli là per qualche tempo, quindi non poter utilizzare le altre cose e riportarli poi in terraferma con i fraghedotti e tutti quelli che ci sono. Lì un'unica ditta era disponibile e anche cercando solo quella, tra l'altro facendoti capire che era un favore che ti faceva perché in realtà su quello ci perdeva, quindi avrebbe anche voluto un altro lavoro in cambio per compensare la spesa. In quel caso cosa si cambia il bando, si offrono più soldi e si trova qualcun altro, cioè, perché se seguiamo questo ragionamento ricadiamo in quegli errori che abbiamo fatto sempre. Perché devo dare del lavoro a un'azienda che ci perde, per cui io mi tiro la zappa sui piedi perché devo promettere a quest'altro che gli faccio vincere un altro appalto con cui poi si guadagnerà quello che prende da qua e da là? Cioè, sono dei ragionamenti italiani. È il gioco che si è sempre fatto. Siamo così. Io non voglio dire gli altri sono così, io dico sempre che gli altri sono io. Se li portassi adesso al bar, tutti quanti, uno prenderebbe il caffè ristretto, l'altro prenderebbe lungo, uno prenderebbe un latte macchiato, l'altro il caffè macchiatino, ma il mocaccino. Non troveremmo due caffè uguali in 40 persone che siamo qui. Quindi siamo noi complicati. Quando andiamo in amministrazione pubblica diciamo la burocrazia ci uccide, è perché siamo così. Ce l'abbiamo nel DNA, dobbiamo passare 1 o 2 generazioni per semplificarci, sperando che ci basti, però dobbiamo essere disposti noi ad essere più semplici. Non è un problema solo di burocrazia, ma anche del burocrate, perché spesso e volentieri tu trovi l'assessore che ti dice io voglio questo, ma ci sono questi problemi e a me non interessa, tu me lo devi fare. Tipo l'esempio che portava lui è qualcosa su cui ormai spesso i tecnici si sono abituati, cioè si fanno queste gare, le ditte fanno degli sconti che sono enormi, dopodiché arrivano e cominciano a piangere, ma non ce la facciamo perché abbiamo offerto.
No, tu lo sei fatto un passo troppo alto, la prossima volta ci pensi. Chiaro. Spesso cosa si faceva con le varianti di corso opera, si andava a ridare quello che era il loro rimasto, in modo che loro erano mai abituati che se l'appalto era di 100.000 euro, avevano fatto un 40% di sconto, alla fine comunque loro portarono a casa 100.000 euro, allora nella somma totale ci stavano. Adesso invece abituali che hai offerto il 40% di sconto, ne devi avere 60, quelli sono i tuoi soldi. Va bene, io chiuderei questa parte che ovviamente tocca un po' più lo stomaco, tanto per chiudere, rimanere nel Veneto e parlare di italiani. Il Mose è tutto nostro, il Mose è tutto nostro, è proprio l'esempio lampante di come le cose non si fanno. 1 su 5 miliardi hanno deciso di distrarne, perché usano dei termini nascondi, sono dei galantuomini quelli che commettono questi reati, non possono dire li hanno rubati, allora li hanno distratti, hanno distratto 1 miliardo. Come puoi pensare che su 5 miliardi 1 miliardo non se ne accorga nessuno che sparisce? Punto primo. Punto secondo, il Mose a oggi non funziona perché il 60% delle giunture sotto l'acqua che dovrebbero muovere le paratie sono arrugginite. Come si può pensare di spendere 5 miliardi in un progetto che dopo 3 anni è bloccato perché si sono arrugginite? Mica hanno pensato che andavano in acqua quelle robe lì. Che non si arrugginino, ma siccome quelle... Certo. Se devo distrarre 1 miliardo da qualche parte devo risparmiare, no? E quindi chiudo la parentesi, tanto per dire, perché poi siamo bravi a dire ma a Napoli rubano, non pagano le multe, cioè è tutta nostra. Il Mose è proprio lo specchio di come sappiamo lavorare. Va bene. Sapete che con una mareggiata è entrata l'acqua nei canali di ispezione? Sì. Allora, passiamo agli atti monocratici, quindi fino ad ora abbiamo parlato degli atti collegiali, passiamo agli atti monocratici. E l'atto monocratico è un atto unilaterale vuol dire che è sottoscritto da un'unica persona, quindi se è un'espressione di volontà vuol dire che è l'espressione di volontà di una persona. In realtà non partecipa solo questa persona al procedimento amministrativo, no? C'è l'istruttore che istruisce la pratica, anche alle volte 2 o 3, ci sono dei pareri, come ci sono per le delibere, però la firma finale, quindi la responsabilità, è tutta di una persona. È un atto unilaterale avente rilevanza esterna posto in essere da un'autorità amministrativa nell'esercizio di una funzione amministrativa. Questa è la descrizione dell'atto monocratico. Le più importanti sono le ordinanze, poi ci sono le determine, decreti, circolari e provvedimenti che sono sotto forme delle prime 2. Per cui nelle ordinanze, per esempio, troveremo un provvedimento tipicamente del sindaco, ma ci sono anche le ordinanze dirigenziali. Parto da un'altra premessa che non ho fatto. Per firmare un atto monocratico devo avere potere di firma, cioè devo essere un responsabile, un dirigente. Okay? Non è che tutti possono, siccome sono dipendente comunale, scrivo atti e esprimo le mie volontà. No, occorre avere quello che si chiama potere di firma. Quindi le ordinanze sono provvedimenti tipicamente del sindaco con il quale si formula un ordine che impone obblighi immediati e diretti al soggetto passivo, sanzionati con l'applicazione di una specifica conseguenza negativa in caso di non osservarlo. Quindi diremo che normalmente l'ordinanza è un'imposizione / divieto, perché se dobbiamo concedere qualcosa di solito si scrive una determina, però non è detto, nel senso ci possiamo muovere agilmente in queste 2 forme. Un'ordinanza tipica potrebbe essere il blocco di una strada perché dobbiamo fare dei lavori, quindi io sto imponendo con un obbligo, in realtà un divieto a percorrere quella strada, salvo che tu lo fai comunque e io ti multo. Okay? Quindi la sanzione, in questo mi riallaccio al concetto di efficacia. La sanzione è fondamentale. Io posso imporre qualsiasi norma. Oggi una norma che ci tocca da vicino tutti quanti è il fatto che se uso il telefono mentre guido, quindi un uso improprio
dello strumento, lo chiamano così, mi tolgono la patente. Voi conoscete qualcuno che hanno tolto la patente perché parlava al telefono? Io giro tutti i giorni in macchina, quest'anno sono a 70.000 km già, e trovo solo gente che parla al telefono, soprattutto in autostrada, non so, vedi le macchine che proprio girano così, no? Sai che quello non sta dormendo, sta semplicemente rispondendo a un SMS, okay? E questo lo fanno anche i camion, che fanno molti più danni quando fanno sta roba qua. Se io non applico una sanzione, la norma non ha nessun valore. Può essere anche così grosso, cioè pensate a uno che fa 70.000 km come me che vi tolga la patente. L'azienda per cui lavoro mi dica: ti prendi una bella aspettativa, quando ti ridanno indietro la patente ne riparliamo, okay? O un camionista, o cioè, tutta la gente che poi vado a 90 all'ora, devo fare 1200 km, non vuoi che mi legga il giornale mentre guido? No, perché mi ammazzi se ti leggi il giornale, però se guardate nei camion succede questo, no? Quindi se la norma poi non trova un'efficacia nella sanzione, non serve assolutamente a nulla. Forse un caso anche di ordinanza da farvi vedere, sempre del famoso comune di Casiero. Interdizione in via alta, non a caso ho fatto quell'esempio là, ma un'ordinanza potrebbe riguardare anche il commercio. Oggi è molto più facile aprire un'attività commerciale perché nel 2012 Monti ha detto: se siamo in crisi è semplicemente perché per aprire un'attività io devo fare una richiesta e devo aspettare 30 giorni perché il comune possa vagliarla, mi possa chiedere tutta la documentazione integrativa eccetera. Prima dei 30 giorni io non posso esercitare. Questo per Monti ha creato la crisi, quindi ha detto: l'apertura tu la fai subito, quindi mi chiedi di aprire un'attività, entro 48 ore tu puoi cominciare a esercitare, poi rimangono i 30 giorni di tempo per il comune per fare i controlli. Quindi io apro un pubblico esercizio, per esercitare ho bisogno di un requisito professionale, cioè devo aver fatto un corso per somministrarti il caffè, ma ti do 30 giorni di tempo per controllare che io lo abbia, ma nel frattempo io sto propinando il caffè alla gente. Così soddisfo Monti che dice che se no io in un mese morivo di fame, cioè volevo aprire il locale, non me lo fai aprire, no? Quindi questo, abbiamo risolto i problemi, dopodiché occorre fare un'ordinanza per dire al tizio: guarda che tu non puoi proseguire, okay? Quindi chiudi questa attività che Monti ti ha fatto aprire in 48 ore. E se qualcuno si è sentito male, io lo farei andare da Monti e dire: adesso mi fai tu la lavanda gastrica, ok? Mi altero da questo punto di vista perché cioè, questi sono problemi che poi ricadono sulle amministrazioni comunali. Se prima mi potevo prendere del tempo e anche sospendere i termini, se mi rendevo conto che i documenti che mi stai presentando non mi sembrano proprio il massimo dell'autenticità, oggi devo correre, perché più tempo perdo anche nei 30 giorni, più rischio conseguenze, e poi la gente se la prende giustamente con chi ti ha autorizzato ad aprire quell'attività. E magari ti fanno demolire mezzo edificio per nel frattempo. Sì, su questo potrei scrivere un titolo, insomma. Va bene. Allora, e queste le ordinanze. Le determine, che sono forse gli atti più comuni, ne scrivono di tutti i tipi, sono atti con i quali opera la dirigenza in via diretta per l'assolvimento delle relative competenze in attuazione degli atti di indirizzo politico o comunque di atti normativi specifici. Quindi vuol dire che se una delibera di consiglio, quindi un atto che esprime una volontà politica di perseguire un determinato obiettivo, ha poi bisogno di altri atti fatti da ogni singolo dirigente per perseguire sempre lo stesso, ha bisogno di queste determinazioni. Un po' come una legge nazionale ha bisogno dei decreti attuativi, se vogliamo fare un paragone. Ma possono essere anche atti diretti semplici di cui parlavamo prima. Ho bisogno del computer, non è che chiamo, ordino il computer e me lo portano, no. Devo fare una determina, devo passarla al vaglio della ragioneria e quando mi danno l'ok allora posso andare posso andare a ordinare il mio computer.
Una cosa che mi è sfuggita prima di passare a un altro argomento, perché poi così finiamo il giro degli atti, era la differenza fra una delibera di giunta e una delibera di consiglio. Chi tra voi ha già dimestichezza con queste cose le differenze le conosce. Ha la stessa fattispecie la delibera di consiglio della delibera di giunta, quindi ha la premessa, ha la parte deliberativa uguale. Ha una cosa di differente rispetto alla delibera di giunta. La delibera di giunta avviene a porte chiuse, quindi tutte le discussioni e le decisioni e anche le modifiche fatte all'atto, dalla proposta alla delibera, l'atto nasce sempre come una proposta, abbiamo detto, viene sottoposta ai pareri, i pareri sono sottoscritti nella proposta, la proposta poi dopo la discussione, se viene votata e approvata, diventa delibera e riporta, dice la 267, riporta i pareri favorevoli e contrari che si intendono espressi sulla proposta e non sulla delibera. A differenza della delibera di giunta a porte chiuse, la delibera di consiglio è sempre pubblica. Di conseguenza tutto ciò che viene detto nella discussione, c'è qualche eccezione in realtà, viene tutta, quindi la parte della discussione viene riportata in calce alla delibera di consiglio. Quindi se non avete avuto modo di assistere al consiglio comunale, quindi non eravate lì presenti quando si discuteva, basta andare sul sito del comune e leggere quello che è stato detto. Tutta la parte di discussione è tutta scritta in calce alla delibera. Questo la differenzia sostanzialmente dalla delibera di giunta, che manca di questa discussione, che diventa interessante, nel senso che io leggo la premessa, leggo il deliberato, poi non so cosa ha portato lì o tutte le conseguenze, mentre invece a livello di delibera di consiglio si può approfondire anche meglio. Se al consiglio comunale partecipano 0 persone, pensate quante si vanno a leggere le delibere di consiglio e leggono le discussioni. Proprio non c'è niente. Io continuo a stimolare l'interesse, ma vedo che proprio non ne frega niente a nessuno. Quindi quali sono le fasi che portano alla stesura di un atto? C'è una fase preparatoria, che chiameremo istruttoria, una fase costitutiva, quindi l'adozione dell'atto, che può avvenire in giunta, in consiglio, piuttosto che sulla scrivania del dirigente quando lo sottoscrive, e la parte integrativa dell'efficacia, cioè la pubblicazione. Attenzione, perché è fondamentale questa parte, è fondamentale. E differenzia moltissimo le delibere dalle determine, o meglio, gli atti monocratici dagli atti collegiali. Un atto collegiale, quindi una delibera, perché sia efficace, quindi in giunta o in consiglio, io dico, occorre fare quella rotatoria, ok? Per fare quella rotatoria io ho bisogno di una delibera che me lo dica, e quindi può essere una delibera di consiglio, di giunta, dipendentemente dalle ripercussioni che ha. Ma per essere efficace, cioè perché io possa mandare gli operai a fare quel lavoro, è necessario che questa sia pubblicata in quello che un tempo veniva chiamato albo pretorio, oggi si chiama albo online, ne parleremo perché è una slide ad hoc per l'albo, quindi non approfondisco adesso. E deve essere pubblicata per un certo numero di giorni, per 15 consecutivi e interi, e quindi occorre vagliare anche questo discorso. Superati questi 15 giorni, 10 dei quali possono essere utilizzati per opporsi a questa delibera, e quindi l'essenzialità della pubblicazione sta proprio in questo. Io la rendo pubblica prima di fare il suo lavoro, perché magari qualcuno può dire: che diavolo state facendo? L'avete discussa a porte chiuse perché è una delibera di giunta, non mi avete fatto sapere niente, adesso cominciate anche i lavori. Qual è la falla della norma in tutto questo? Che non c'è un tempo entro il quale pubblicarli. E quindi cosa hanno pensato bene di inventarsi? Hanno pensato di inventarsi l'immediata eseguibilità. Quindi cerchiamo di fare il punto, no? Non è che l'hanno pensata
semplicemente per aggirare l'ostacolo, hanno pensata perché ci sono dei motivi contingenti alle volte che inducono a non poter aspettarsi. Quindi se supponiamo che sia successo magari lontano da qui in Emilia un terremoto, è ovvio che i dirigenti e il sindaco devono promuovere tutti gli atti utili a intervenire immediatamente su quello che è successo. Immaginate se io potessi fare una fase istruttoria, poi la discussione, poi la pubblicazione, dopo 15 giorni cominciare i lavori, la gente, no, ha bisogno oggi del tuo intervento. Quindi alcuni atti, e solo laddove sia motivata, possono essere votati in giunta e in consiglio anche con l'immediata eseguibilità. Quindi dire: questa è la mia volontà, mi ripropongo di pubblicarla e quindi di fare tutto quello che prevede la norma, ma intanto do atto immediatamente che i lavori possono iniziare, cioè l'efficacia di quella norma possa essere applicata immediatamente per un fatto contingibile e urgente. Questa variante, utilizzata solo per questi casi limite, immaginate, viene utilizzata sempre. Io ci ho messo 1 anno e mezzo in Consiglio Comunale per bloccare tutte le votazioni per l'immediata eseguibilità, perché ogni delibera veniva votata con immediata eseguibilità. Quindi immaginate di dover costruire la famosa rotatoria, no? Di doverla pubblicare. La norma non mi impone di pubblicarla immediatamente. Sulla norma proprio manca questa parte. E che dice che devo pubblicarla per poter dare efficacia, ma non dice entro quando. E non lo dice perché se devi cominciare a fare i lavori è interesse tuo pubblicarla quanto prima, no? E in ogni caso, solo per le trascrizioni di tutto quello che si dice in Consiglio Comunale, immagino che la delibera non possa essere pubblicata domani mattina. Ci sono dei tempi tecnici da rispettare. Però in alcuni casi può essere utile votare l'immediata eseguibilità, quindi si votava sempre l'immediata eseguibilità. Quindi immaginate che la mia rotatoria domani cominci i lavori perché tanto è già eseguibile e io la pubblico dopo 1 anno, quindi quando la rotatoria è già stata fatta. Io posso anche oppormi, ma ormai la rotatoria c'è. E parlo di una rotatoria che magari è utile, immaginate quante cose non sono utili, ma io mi riservo di pubblicarla quando mi pare, tanto ho già votato l'immediata eseguibilità. Quindi su questo io ci ho fatto una battaglia almeno in Consiglio Comunale, in giunta ovviamente non partecipo, quindi prego. Ma le giunte sono a porte chiuse per statuto o perché ogni comune... La 267 lo prevede. Sono scaricati. Cioè, per me non ha, cioè, tutto quello che si discute in giunta è ovvio che abbia un interesse pubblico. Prego. Quindi decadono i 10 giorni o no? Allora, su questo purtroppo devo aprire e chiudere una parentesi, ma devo guardare anche l'ora. La norma non dice, anche su questo c'è una battaglia interpretativa. La 267 dice che occorrono 15 giorni perché un atto sia eseguibile, ok? Ma perché sia esecutivo, cioè quindi che abbia superato i 10 giorni, okay, servono ulteriori 10 giorni dalla pubblicazione, dice la norma. La 267 dice dalla pubblicazione. Dalla pubblicazione cosa vuol dire? Dall'inizio della pubblicazione o dalla fine della pubblicazione? Tutti quanti, per tutelarsi, la fanno partire dall'inizio della pubblicazione. Ma se la legge dice che tu lo devi esporre per 15 giorni, che senso ha che io abbia solo 10 giorni per potermi opporre? Io sono libero di leggerla anche al 14° giorno e di oppormi al 14° giorno. Qualche amministrazione fa quindi slittare i 10 giorni alla fine e dà quindi 15 giorni di pubblicità e di esposizione della delibera e poi ulteriori 10 giorni per potersi opporre. Ma quando il Consiglio Comunale danno appunto l'immediata eseguibilità, Sì. dal giorno dopo partono i 10 giorni da là. Allora, l'esecutività esiste comunque, non è che viene a decadere, solo che parte dalla pubblicazione. Quindi io vedo la rotatoria che la stanno lavorando, non mi posso opporre perché ancora non c'è quell'atto, non è stato pubblicato, e lo posso fare solo nel momento in cui lo pubblicano. La famosa Repubblica delle Banane, no? Siamo sempre noi che... C'è anche l'altro posto del problema, cioè facciamo la pubblicazione subito e vado ad eseguire i lavori tra 1 anno. Io mi accorgo tra 1 anno che fanno sta rotatoria, ma quando l'hanno approvata, come l'hanno approvata?
qui regola, non qui regola. Ci arriviamo dopo che parliamo di accesso agli atti. Prego. Alcune leggi regionali prevedono, nei confronti dei comuni che le delibere di giunta passano comunque per consiglio, almeno per una presa di giro. Sì. Anche mi sono accorto cercando delle leggi, delle delibere del comune di Firenze, che ho trovato e non capivo perché in seguito di giunta sia andato. Ma secondo lei No. io sono rimasto. La chiamano ratifica, Sì, ratifica. ma in realtà la 267 non lo prevede, quindi è un aggravio ed esula da quelle che sono le competenze della giunta. Però Cioè, questa norma dice tu sei libero di esprimere la tua volontà, ma la tua volontà non ha nessun valore se non viene ratificata dal Consiglio. Poi il Consiglio si attua il processo che vi ho detto prima, quindi alla fine è proprio prassi, tanto per far alzare la mano al consigliere di minoranza e dirgli mi astengo o sono contrario. Io non lo ritengo corretto, piuttosto aprire le porte della giunta. Il problema è che quando apri le porte della giunta scopre che fra loro litigano e questa è un'arma per tutti gli altri. Prego. Può dirci a che articolo fa riferimento a questo dell'esigibilità? Vi trovo l'articolo, è della 267, che vi allego comunque al materiale. Ok, è un'altra cosa. Ma la trovo probabilmente anche nella determina, quando si parla di esecutività, se la scrivono, perché in realtà ci dovrebbe essere anche l'esecutività. Lo mettono. Sopra lì, sì, 267 del 2000. Sì, ma questo parla del visto di regolarità, che è l'articolo 151, invece esiste proprio un attestato di esecutività che si mette sulle delibere che firma il segretario comunale, che fa riferimento invece all'articolo della 267 che mi chiedeva. Prego. Volevo solo chiedere anche quali azioni ha fatto verso il Consiglio comunale, verso il sindaco, anche perché questa immediata eseguibilità non fosse. Gli ho chiesto di motivarlo. Per tutte le delibere o la Per tutte le delibere che non ritenevo immediata, cioè non ritenevo utile l'immediata eseguibilità. Quindi cioè nella discussione chiedergli Sì. Esistono per esempio nell'approvazione del bilancio sia preventivo che consuntivo delle delibere da far prima, cioè sono propedeutiche all'approvazione quella potrebbe trovare una motivazione, ma ripeto, tutti gli atti che non siano urgenti e contingibili per me non hanno motivo di essere immediatamente eseguibili, nel senso che li si priva della possibilità di essere contestati prima di dare atto dell'efficacia della delibera stessa. Quindi quando hanno cominciato a vedere che rompevo le scatole sempre, il sindaco si gira verso il segretario e dice votiamo? No, ok, fanno sta scenetta che induce a pensare che sono completamente incompetenti, ma Ma non dovrebbe essere il segretario comunale a fare questa cosa? sì. La legge Madia di cui parlerò, la legge Madia di cui parlerò dopo ha messo a subbuglio tutti i segretari comunali, ve lo dicevo l'altra volta, per cui io ho perso una segretaria che a Casiera era eccezionale, con cui abbiamo fatto un sacco di lavori, io e lei, nonostante io sia in minoranza, ma perché ci siamo conosciuti lì, abbiamo avuto modo di avere stima reciproca e quando è andata via adesso abbiamo un fantoccio. Non è incompetente, ma abbiamo una persona che non ha polso, e io lo ripeto sempre, l'azione dell'amministrazione comunale è tanto forte quanto più è competente e incisiva l'azione del segretario comunale, e nella maggior parte dei casi il segretario comunale non lo è. Non dico che non sia competente, perché per arrivare, ve l'ho detto l'altra volta, per arrivare a fare il segretario comunale non è che sia proprio. Ma non rischiano di cioè il segretario comunale che non blocca una. Sì, rischiano di essere contestati, ma nessuno porta davanti a un giudice un segretario comunale che ha fatto votare un'immediata eseguibilità. Allora, cominciamo a parlare di strumenti. Per ora abbiamo parlato delle forme giuridiche degli atti amministrativi. Vediamo quanto tempo abbiamo. Sì, probabilmente gli strumenti riesco a farli vedere tutti. Allora, fino al CAD, di cui vi ho parlato l'altra volta e che vi allegherò, quindi il codice dell'amministrazione digitale,
per rendere autentico un atto occorreva sottoscriverlo con firma olografa, quindi pezzo di carta, firma autentica dell'atto, e quello diventava l'originale, da cui poi si potevano fare copie conformi, eccetera. In virtù di un termine che io detesto, che è la dematerializzazione, cioè la conversione. Dematerializzare vuol dire far perdere materia alla carta, non ho idea a livello fisico di come si possa fare. In realtà è una conversione di tutto ciò che è un atto cartaceo in un atto digitale. Il primo problema che ci siamo posti è proprio quello della firma digitale, e quindi di come poter rendere autentico un documento digitale. A differenza della carta, che in qualche modo quando la sto copiando una differenza tra l'originale e la copia esiste sempre. Immaginate la fotocopia di un documento, immaginate la fotografia fatta a un documento, perché adesso si usa. Ora, o anche una copia conforme, quindi proprio scrivere un altro atto che abbia i contenuti uguali, già visivamente era differente, quindi la copia era abbastanza riconoscibile dall'originale. A livello informatico trovare una differenza tra l'originale e la copia è molto più difficile, quindi il legislatore si è dovuto porre il problema di come rendere autentico un documento. Per renderlo autentico si è inventati la firma digitale, ovvero una modalità, ed è una delle tante firme digitali ma è la più utilizzata, che si adopera in un imbustamento, chiameremo, del documento. Cioè io prendo il documento originale, uno di quelli che vi ho fatto vedere prima, okay, immaginate questa ordinanza che è il nostro file, per firmarlo io lo imbusto, cioè lo inserisco all'interno di un altro documento, okay, e all'interno di questa busta io ci metto il documento più le caratteristiche della mia firma. Quindi chi aprirà un documento firmato non farà altro che aprire questa busta, leggere gli estremi di chi ha firmato il documento, e possono esserci più firme in questo documento, e anche il documento che è diventato autentico. Ora, in pubblicazione, in albo, ci vanno solo documenti autentici. Laddove voi vediate pubblicati in albo online i documenti in PDF, in RTF, come quelli che vi ho fatto vedere, che ho pescato direttamente dall'albo di Casiero, questi non sono autentici, quindi in teoria non dovrebbero essere pubblicati così. Siccome è più facile leggere questi documenti piuttosto che leggere un documento firmato digitalmente che deve essere aperto da un software e poi letto da un altro software, allora per facilità si pubblica un documento non autentico. Questo va contro la norma. Può usare l'altro sistema, Cioè? quello del Signet, dove viene fuori il pallino. Anche lì devi avere una versione di Adobe, per esempio, un lettore di PDF che ti lega anche le caratteristiche della firma. Come sistema io lo troverei più corretto, però, piuttosto che quello dell'imbustamento. Spiego perché, se posso un secondo. Prego. Allora, io come professionista presento un progetto dove ho gli elaborati, imbustati e firmati digitalmente. Il comune se li apre, quindi guarda, dopodiché mi deve rilasciare un permesso con i miei elaborati che mi tornano indietro. Spesso e volentieri cosa fanno? Li aprono, se li copiano da un'altra parte, mi regalano, e dopodiché loro mi li reimbustano con la firma del dirigente. È sbagliato. Esatto, perché io mi sono trovato a avere un procedimento in tribunale dove il giudice mi dice: ma chi mi dice che questo è il documento che ha firmato il dirigente? Non c'è nessuna parte scritta. Ma l'errore l'ha fatto l'amministrazione, che non ha riproposto il documento autentico. Perché i PDF sono modificabili, quindi il comune potrebbe aver apportato delle modifiche al mio elaborato e aver firmato un qualcosa che non è più corrispondente a quello lì. Però non si scappa da questo. Un documento imbustato è un documento autentico, tu lo puoi fare viaggiare in qualsiasi mezzo, quindi puoi fargli fare quante copie vuoi al tuo documento, resterà sempre autentico. Nel momento in cui lo privi della sua autenticità è come se stessi facendo una fotocopia,
di un documento cartaceo, quindi ha la stessa validità della fotocopia, carta Quindi igienica. io devo pretendere che quando ritorno indietro sia il mio P7M rifirmato dal dirigente. O rifirmato oppure inserito in un altro documento originale o parallelo, quindi mi dai il tuo provvedimento firmato e mi alleghi il mio documento firmato, quindi avrò due documenti autentici. E non lo fanno. Okay. È sbagliato. Ripeto, anche il casiere non pubblica documenti autentici, quindi su questo faccio una battaglia da 4 anni e ancora non l'abbiamo vinta. Ecco, diciamo a Paolo invece stanno spingendo sul fatto che ci sia non più il P7M ma il PDF, quello... Il PDF firmato. È comunque un'altra forma di firma, quindi... Perché quando si fa anche la stampa viene firmato digitalmente e c'è esattamente indicato chi l'ha firmato. Allora, la firma su PDF, il famoso PADES rispetto al CADES, che invece è il P7M di cui parlavamo prima, non sono tecnicismi, quindi io non voglio tediarvi con questi tecnicismi. Ha il difetto di poter essere modificato e poi c'è una tracciatura di queste modifiche, per cui io so che una modifica, quel file firmato è stata fatta in quella data e un'altra modifica è stata fatta in quest'altra. Utile, flessibile, quello che vuole, ma mi costringe a controlli successivi. Un file imbustato, un file P7M resta immutabile e può mutare soltanto perché aggiungo un'ulteriore firma, ma non posso toccare il documento che è stato reso autentico. Apro e chiudo la parentesi, mi interessava solo che foste curiosi di queste documentazioni. Poi mi contattai direttamente, ci sediamo in un bar e ne parliamo per un'ora di questa roba. Un altro strumento è il protocollo informatico. Ogni volta che un documento entra o esce dall'ente, la legge dice anche quando ci si scambia documenti tra uffici, occorre protocollarlo e quindi a registrare il fatto che quel documento sia uscito dal nostro ente o sia entrato. Quindi se noi promuoviamo un'istanza verso il comune, dobbiamo accertarci di quale sia il protocollo che è stato staccato per l'acquisizione di quel documento, e quello ci darà la certezza che il documento sia stato registrato, perché ogni sera si manda in conservazione, vi parlerò subito dopo della conservazione che cos'è, l'elenco dei protocolli registrati quel giorno e variati quel giorno. Quindi ci sono due registri che ogni ente pubblico manda in conservazione, che sono l'elenco dei protocolli registrati e l'elenco delle variazioni ai protocolli. Alle volte il protocollo viene utilizzato anche per numerare gli atti, ma stiamo parlando di tecnicismi che, ripeto, possono essere interessanti in questo incontro. Ecco qui che parliamo di archiviazione e di conservazione. La carta aveva i suoi limiti e li ha: non resiste all'acqua, non resiste al fuoco, è vulnerabilissima. Sta di fatto che io un papiro di 3000 anni fa lo prendo in mano, gli tolgo un po' di polvere e lo leggo, salvo che sappia leggere la lingua utilizzata per scriverlo. Un file informatico non lo sappiamo. L'informatica è giovanissima. Se noi parliamo di archivistica che riguarda migliaia di anni, i file informatici hanno qualche decina di anni. 20 anni fa, quando ho cominciato questo lavoro, parlare già di informatizzare un comune era... Io vedevo le macchine con cui stampavano le targhette, una roba che sembra di essere antediluviana. Per questo dico che adesso si corre molto di più. Un tempo si era molto più statico, adesso si hanno gli strumenti per correre. Quindi oltre ad archiviare i file e quindi a tenerli in un posto e speriamo che non si rovini quell'apparato che li contenga e li possa leggere, c'è il problema di conservarli. Cioè, oggi vi ho fatto vedere dei documenti che hanno dei formati, l'estensione dei documenti vi dice in che formato sono e qual è il programma che riesce a leggerli. Il problema che si è posto il legislatore non è tanto questo file deve durare nel tempo e quindi mi devo assicurare che il contenitore che si è preso carico di archiviarli me li renda disponibili, ma anche che siano leggibili.
Perché un file RTF, come lo vedete adesso, è un file leggibile da un editor che può essere a pagamento gratuito, Word, OpenOffice, quello che volete. Ma fra 20 anni noi archivieremo con lo stesso sistema? Oggi c'è il PDF, quindi ci si è posto il problema a livello internazionale di stabilire dei formati che siano universali. Ma questi formati potrebbero essere oggi troppo pesanti, quindi domani nasce un algoritmo nuovo che mi permette di archiviare questo stesso file occupando 1/10 dello spazio, e il formato PDF, il formato doc, il formato RTF sparirebbero in un anno, perché tutti adotterebbero questo nuovo algoritmo che è molto più compresso e mi consente di avere meno spazio. Ora, le mie delibere in PDF, se in un anno spariscono tutti i lettori, come diavolo le leggo? E allora si è creato un albo dei conservatori, a oggi ce ne dovrebbero essere 1 migliaio in Italia più o meno, che si prendono cura, a pagamento ovviamente, di conservare i tuoi documenti, cioè di archiviarli facendone n copie secondo una modalità già stabilita dal legislatore, in modo da garantirsi che quel file non possa essere perso, ma conservano anche uno strumento in grado di leggerli nel tempo. Quindi se tu mi hai dato un PDF oggi e il PDF non sarà più in uso fra 10 anni, io comunque insieme al tuo file conserverò un software in grado di leggerlo. Questo è un problema che con la carta non ci siamo mai posti. Ok? E quindi quando sentite parlare di archiviazione o conservazione, significa proprio questo. Archiviare vuol dire riporre in un posto e sperare che quel documento sia sempre accessibile. Conservare vuol dire darlo in gestione a un ente che si preoccupa di farmelo leggere per sempre. Conservare ha un costo. Quindi la legge si è mossa per poter conservare tutti i documenti. A oggi non è attiva ancora la conservazione di tutti i documenti. Siamo partiti proprio col protocollo. Io vi dicevo che ogni giorno viene conservato il registro di protocollo. Non tutti i protocolli. Se io mando una PEC a un comune, il comune è tenuto per legge a conservare il registro, cioè dire che quel giorno tu mi hai mandato quel documento. Il passo successivo sarà quello di conservare tutti i documenti, ma stiamo parlando di una mole di dati mostruosa. Agid, che è l'agenzia per l'Italia digitale, è stata istituita proprio dal governo Monti, ha stabilito in una previsione che può essere più o meno attendibile, che nel 2019 ognuno di noi produrrà file per 50 megabyte al secondo. Quindi una mole di dati mostruosa. Molti di questi saranno buttati via, immaginate bozze di documenti eccetera, molti invece avranno un'importanza legale e quindi dovranno essere archiviati, ma anche copie di documenti già esistenti eccetera. Quindi su questo si farà uno sforzo sovrumano per riuscire a contenerli tutti. Ci ha permesso questo di eliminare i vecchi archivi cartacei che erano soggetti a controlli, quindi stanze deumidificate, protette dagli incendi e tutto il resto. Ci ha prodotto però delle conseguenze di mancanza di controllo su quella che è l'infrastruttura informatica, che è vulnerabilissima. Per quanto molte ditte nel mondo si vantano di poter proteggere i dati, in realtà la protezione dei dati è abbastanza un'utopia, perché chi stabilisce quali sono i criteri di protezione mette a disposizione un criterio che deve essere semplicemente violato, quindi è molto più facile trovare il sistema per entrare in un posto piuttosto che il sistema per proteggerlo. Un altro strumento è la trasmissione per via telematica, quindi l'idea di avere la certezza di una tracciatura. Di questo apro e chiudo una parentesi in 5 minuti, poi vi faccio fare una pausa, perché io invito tutti quanti, prima che diventi una norma, e lo sarà a brevissimo, ad avere una propria PEC, cioè un proprio indirizzo. Avete tutti un indirizzo email, immagino,
Alzi la mano chi non ha un indirizzo email. Ce l'avete tutti. Bene, e lo usate tutti? Alzi la mano chi non lo usa? Non usi la mail? Appena scritto. Scherzo. Ora, convertire un indirizzo di posta in indirizzo di posta elettronica certificata ci aiuta a dare una tracciatura a quello che stiamo facendo. Ve lo spiego in 5 minuti a che cosa serve una PEC e qual è la sua valenza. A oggi, se noi vogliamo mandare un pezzo di carta a qualcuno ed essere sicuri che questo lo riceva, gli mandiamo una raccomandata. Ok? Raccomandata, ci stiamo raccomandando con qualcuno che ce la consegni. Vi spiego in 20 secondi come funziona la raccomandata. Ok? Come è stata pensata la norma del 36, quindi stiamo parlando di un regio decreto, neanche una norma, è proprio vecchissima sta roba. Sono stati bravi e hanno detto, perché abbia una valenza legale la nostra raccomandata, è necessario che sia garantito al destinatario il mittente e al mittente il destinatario, perché io mi raccomandi a qualcuno, no? Quindi io, Bianchi Mario, devo scrivere a Mario Rossi, vado in posta, do la mia letterina e l'ufficio postale mi dice fammi vedere i tuoi documenti, perché per garantire a Rossi che mi sta scrivendo Bianchi io devo vedere che è Rossi. Succede questo quando andate in posta e fate una raccomandata? Qualcuno vi chiede i documenti? Qualche volta, ma alla raccomandata io personalmente ne ho mandate a nome di mia mamma, e per quanto io non sia un granché come uomo, scambiarmi per una donna è dura. Me l'hanno fatta mandare la raccomandata, cioè non hanno proprio letto il contenuto. Magari qualche ufficio postale è un po' più dirigente. Certo, e vedono comunque la busta chiusa, quindi potrebbe esserci dentro un foglio bianco, ok? Dopodiché arriva a casa il postino, suona din don a casa di Rossi e dice può scendere con un documento di riconoscimento che le devo rilasciare una raccomandata? Non lo fanno mai, se è il postino, perché poi ti dà un foglio di carta da firmare, tu ci fai una riga, un elettroencefalogramma, qualcosa che somiglia a una firma e lui se la tiene sta roba, ok? Questa è la garanzia che offre la norma sul fatto che stiamo garantendo che sia Bianchi a scrivere a Rossi. Okay? Non è sempre vero il finale, perché in realtà se poi non ti trova a casa il postino, vai a ritirare la raccomandata in posta, là te lo chiedono il documento. Quindi almeno un pezzettino di questa norma la rispettiamo. La PEC dicono che abbia la stessa valenza, io dico che ha molta più valenza, perché la PEC non viene rilasciata a uno che non si fa riconoscere. Quindi quando io prendo la mia PEC mi chiede, l'ente che mi rilascia la PEC, un documento. Ha un costo la PEC? Sì, costa, io ce l'ho con Aruba, costerà 5-6 euro più IVA all'anno, ma vi assicuro che vale la pena, perché io mi risparmio i 6 euro della raccomandata ogni volta che devo scrivere a qualcuno. Questo diventerà una norma, ci hanno già provato a farlo diventare una norma imponendo ai cittadini di avere una PEC, quella che si chiamava check pack. In realtà è stato un flop mostruoso, anche perché potevi utilizzarla solo per le pubbliche amministrazioni e non fra privati, quindi quel progetto è morto. Prima o poi arriverà anche la norma che imporrà a tutti i cittadini di avere un domicilio elettronico, quindi di avere una propria PEC. È utilissimo perché quando io invio una PEC, questa arriva immediatamente, quasi, perché devo pagare un costo annuale, ma rispetto alla cosa raccomandata possiamo dire che è un costo zero, e ho immediatamente una ricevuta di accettazione di consegna che funziona come la raccomandata. Quindi la ricevuta di accettazione me la dà il mio ente, se io sono con Aruba me lo dà lui e mi dice va bene, ti ho accettato la tua PEC, adesso la consegno, e quando la consegna mi dà l'altra ricevuta e mi dice guarda che è stata consegnata, non letta, attenzione. Esattamente come la raccomandata, il postino viene a casa, mi consegna la lettera, io firmo, quando lui si gira la strappo. Mica lui ha assicurato a chi ha spedito che io abbia letto il contenuto, ha assicurato di averla consegnata. Punto, prego. Sì, volevo la differenza
differenza tra una PEC che io posso registrarmi in qualsiasi ente, Aruba o registro o quello che si voglia, rispetto alla registrazione che viene fatta, per esempio si parla di SPID adesso, quello delle poste, e quindi una registrazione che è ovviamente più seria perché devo andare a registrare potenzialmente. No, sembrerebbe. No, sono cose diverse, nel senso che non posso durare una all'altra. al tempo. La PEC è un mezzo, ok? È un mezzo che io utilizzo per la trasmissione di un dato, va bene? Lo SPID è una firma digitale, quindi quella firma mi autentica in maniera forte. Le firme digitali in realtà nel mondo sono 4, no, nel mondo sono 3, in Italia sono 4, perché siamo più complicati, no, perché ci siamo sbagliati. Quando ne hanno istituite le 3, noi ne abbiamo introdotta un'altra che non coincideva esattamente con una delle 3 che erano state presentate. E quindi poi ci siamo ricordati e abbiamo introdotto anche la quarta per sbaglio. In realtà se ne usano 2, quella che viene volgarmente chiamata firma leggera e quella che viene chiamata firma pesante. La firma leggera è quella che noi adoperiamo in ogni momento, cioè quando mi dicono per accedere ai nostri servizi devi registrarti, compila il form Mauro Saponaro, Nato Il, eccetera eccetera, scegliti username e password. Quella è una firma leggera perché mi dà la possibilità di autenticarmi, ma non ha nessun ente certificatore che dica che effettivamente io sono Mauro Saponaro, perché potrei scriverci bianchimario e mi registro comunque a quel servizio, ok? Una firma pesante invece è garantita da un ente certificatore che mi riconosce. SPID è una forma di autenticazione, quindi una firma digitale tecnicamente, ma non è una casella di posta. Io attraverso SPID non posso mandare documenti. Però è legata alla mia casella di posta. Potrebbe essere legata alla mia casella, ma mi dà solo la possibilità di essere autenticato. Ok? Poi SPID non ha trovato come ve lo dicevo anche l'altra volta, non ha trovato il successo che si aspettava Agid, quindi in questo bisognerà inventarsi qualcos'altro. Però è il primo passo verso un'identità digitale, questo sicuramente. Vi faccio far pausa e poi andiamo avanti. Proviamo a riprendere. Dopo aver parlato degli strumenti con i quali interfacciarsi con la pubblica amministrazione, vediamo quali sono gli strumenti che invece deve utilizzare la pubblica amministrazione per dialogare con i cittadini. Primo tra questi, più che altro perché è il più vecchio, tra virgolette, è l'albo online. In realtà l'albo online esiste dal 2011, anche se la legge è la legge 69 del 2009, il famoso decreto Brunetta. In realtà è entrato in vigore solo al 1° gennaio del 2011, e tra l'altro per quello che dicono una svista, perché è entrato proprio male. A fine 2010 ho partecipato a un tavolo di lavoro con una serie di esperti per scrivere le norme attuative sull'albo online, e la legge l'abbiamo presentata il 22 dicembre del 2010, l'abbiamo data in mano a Brunetta, che doveva approvarla, era un DPCM, quindi avrebbe dovuto approvarla all'epoca Berlusconi, ed è slittata, ci hanno detto, semplicemente per una svista, perché era previsto in quel decreto attuativo ulteriori 6 mesi perché tutti i comuni si mettessero in pari con quelli che erano i dettami di quella norma attuativa. E quindi ci ritroviamo per esempio che alcuni comuni pubblicano file PDF, non file autentici, proprio perché mancano delle norme attuative specifiche che li blocchino. E quindi è stata pubblicata in seguito semplicemente una linea guida sul sito di Agid per cercare di regolamentare l'albo online. L'albo online è un'evoluzione di quello che si chiamava un tempo albo pretorio, e qualcuno lo chiama ancora albo pretorio online. È orribile,
è orribile semplicemente perché ci fa sentire degli ignoranti, no? Chi erano i pretoriani? I pretoriani erano quelli che urlavano in mezzo alla strada qualche decina di anni fa perché la gente era ignorante, non aveva un orologio, no? E quindi sono le 8 e tutto va bene. Oppure urlavano in notizie che la gente non poteva leggere sul giornale semplicemente perché era analfabeta. E quindi i pretoriani erano il telegiornale dei nostri bisnonni, no? L'albo pretorio era quel luogo, io vi leggo con la definizione presa dall'articolo 32 del decreto Brunetta, il luogo e lo spazio dove vengono affissi tutti quegli atti per i quali la legge impone la pubblicazione per essere portati a conoscenza del pubblico come condizione necessaria per acquisire efficacia e quindi produrre gli effetti previsti, ciò di cui abbiamo parlato prima. Un atto è autentico nel momento in cui viene adottato e quindi sottoscritto o dalla collegialità o dal responsabile che lo promuove, però per produrre gli effetti è necessaria la pubblicazione. La pubblicazione avviene in questo spazio, che adesso è uno spazio virtuale, Albo Online, e tra l'altro esiste uno strumento che è stato pubblicato dal Ministero a seguito dell'introduzione dell'Albo Online, che si chiama Bussola Digitale. È un sito in cui si può indicare il link del proprio sito comunale e lui fa una scansione per vedere se tutti quelli che sono i dettami della trasparenza vengono esplicitati. Per intenderci, la dicitura Albo Online deve essere ricercata all'interno di una pagina facendo cerca e scrivendo Albo Online, quindi deve essere una parte editabile del sito. Se tu mi ci metti un'immaginetta, quella non va bene secondo le indicazioni di Agid. Quindi si è creata questa bussola per capire quanto, in quale percentuale quel sito sia adiacente a quello che dice la norma. Una è la prima è quella dell'Albo Online, poi è stata ulteriormente integrata dalla trasparenza amministrativa. Quindi se in Albo Online ci andava esattamente quello che prima era esposto su carta nell'albo pretorio, poi sul sito internet è stato imposto dal decreto legislativo 33 del 2013 tutta una serie di adempimenti che il comune deve far trasparire, divisi proprio per i vari comma di questo decreto legislativo. Quindi ogni articolo corrispondeva a una voce che doveva contenere dei dati e allo stesso modo deve essere riprodotta in qualsiasi sito di un'amministrazione pubblica. E quindi qua, oltre alle delibere e alle determine che probabilmente troveremo su tutti gli albi online dei comuni, qua troviamo anche dei provvedimenti, qua troviamo i curricula di tutti gli amministratori, cioè ci sono molti più dati rispetto a quelli che chiedeva l'albo, che invece dà solo efficacia agli atti. In più, quindi nel decreto legislativo trovate scritto riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza, diffusione e informazione da parte delle pubbliche amministrazioni, e poi è stato modificato ulteriormente per la revisione e la semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza. Questo è un altro decreto legislativo, è stato un refuso, trovate scritto 33 2013, in realtà è un decreto legislativo del 2015. A tutto questo ha fatto poi seguito, e mi riallaccio al discorso che abbiamo già accennato prima, il FOIA. Questo è un argomento proprio nuovissimo. Allora, prima abbiamo accennato alla possibilità di accedere ai documenti della pubblica amministrazione. La richiesta di accesso agli atti è da sempre presente. Okay? Fate conto che il FOIA, e si chiama in questo modo Freedom of Information Act, è una norma del 66 americana. Quindi in America nel 66 hanno detto tutti gli atti pubblici non secretati, questo non significa che siano un po' più trasparenti di noi, significa che hanno secretato molti più atti, devono essere consultabili da chiunque ne faccia richiesta per qualunque motivo.
Noi avevamo un accesso agli atti che invece era un po' più limitato, quindi lo poteva fare un amministratore, di solito un consigliere di minoranza, lo chiedeva, lo motivava, eccetera. Noi quindi nel 2013 abbiamo assimilato con giusto qualche mese di ritardo dal 66 il FOIA, dandone però una nostra forma, quindi ovviamente mica potevamo fare una cosa semplice come quella americana, no, l'abbiamo già suddivisa intanto e quindi abbiamo detto che esiste l'accesso civico semplice che consente a chiunque di richiedere documenti, dati o informazioni che le amministrazioni hanno l'obbligo di pubblicare, quindi la scoperta dell'acqua calda, no? Cioè chiedimi l'accesso a dati che io ti do già sul mio sito, tanto per essere chiari. Poi abbiamo aggiunto l'accesso civico generalizzato, qua bisognava andarsi un attimo coi piedi di piombo perché fino ad oggi abbiamo scoperto l'acqua calda. L'accesso civico generalizzato consente a chiunque di richiedere documenti, dati o informazioni ulteriori rispetto a quelli che le amministrazioni sono obbligate a pubblicare. Prima differenza tra un accesso agli atti che è sempre esistito in Italia e l'accesso civico generalizzato. Per l'accesso agli atti occorre farsi riconoscere, quindi tanto che io la voglia fare su un sito istituzionale, tanto che io la voglia fare quindi in maniera informatica, tanto che io la voglia fare presentando un pezzo di carta al protocollo del comune, io devo dire chi sono, ok? E quindi oltre a chiedere l'accesso agli atti per quell'argomento mi devo far riconoscere. Il FOIA toglie questo vincolo, quindi chiunque senza bisogno di farsi riconoscere deve poter accedere agli atti. Peccato che gli abbiamo dato la nostra forma, che abbiamo detto va bene, chiunque può chiedere, però mi devi dire quale diritto tuo lede probabilmente l'atto che mi stai chiedendo di leggere, ma soprattutto mi devi descrivere esattamente come si chiama il documento che vuoi leggere. Ma stiamo scherzando? Mi hai tolto solo la possibilità di dirti che sono Bianchi Mario, dopo però mi costringe a dire perché lede un mio diritto e quindi in qualche modo devo dirti anche chi sono, e in più ti devo dire io come si chiama il documento che devo leggere, ma se lo devo ancora leggere come diavolo faccio a sapere come si chiama? Questo è perché dobbiamo sempre far finta di fare qualcosa ma realmente non cambiare nulla, no? Quindi esiste, e quindi lo vedrete e ne sentirete parlare molto di questo FOIA, ma io mi auguro che la prossima legislatura a livello nazionale cambi questo proprio, lo semplifichi e lo renda semplicemente accessibile a chiunque. Dovrà essere l'amministrazione, come già previsto, che mi dica io non posso farti leggere questo documento perché, e quindi il problema se lo deve porre l'amministrazione che non ti sta facendo trasparire. Torniamo al discorso che facevo all'inizio, perché poi ricadiamo sempre in quello, no? Noi siamo i titolari e deleghiamo qualcuno a fare un determinato, a espletare un determinato servizio. Quindi chi ci sta nascondendo qualcosa è un dipendente. Immaginate che nella vostra ditta il titolare vi dica mi fai vedere quel documento che mi ha dato al cliente? No. Perché? No, mi devi dire perché secondo te lede il tuo diritto, il mio documento e soprattutto l'oggetto del documento così come l'ho scritto, se no non te lo faccio leggere. Va bene, dice quello, ti accomodi un attimo alla porta che ti prendo a calci finché non vedo più la tua faccia, no? Questo è il comportamento normale che io mi aspetto da un datore di lavoro. Noi dovremmo essere alla stessa stregua, invece le persone per cui parliamo dicono no, per il tuo bene è meglio che tu non legga quello che io ho fatto. Vabbè. Tra l'altro tutti questi accessi dovrebbero essere gratuiti. Tra l'altro. Esatto, invece adesso si sono inventati che c'è il diritto di ricerca. Certo. Quindi io te lo faccio vedere gratuitamente, però il fatto che mi cerco un documento, quindi devi pagare per perché tu non mi paghi già per fare un lavoro, io sono qua gratuitamente. Quindi se mi chiedi di fare qualcosa allora mi paghi, ma se no io sono qua per hobby. Anche su questo, ahimè, sì. Perché il fatto che, un attimo una parentesi, delibere, determine e quant'altro vengono pubblicati per 15 giorni, perché sparisce tutto in molte amministrazioni. No, non è proprio vero, però sì, nel senso esiste quello che si sono inventati il diritto all'oblio.
che è vero che è utile in alcuni casi, anche qua ritorniamo a qualcosa che è nata per un buon scopo e poi è stata utilizzata per tutt'altro, no? Se in un atto è scritto che ci sono, che ne so, hanno provato a recapitarmi a casa una cartella esattoriale di Equitalia, non mi hanno trovato, oppure io non sono andato mai a ritirarla. La legge impone che debba essere depositata in casa comunale e poi debba essere dato, oltre che l'avviso, anche un avviso pubblico, e quindi pubblicata per un giorno, per 24 ore è pubblicato il fatto che è stato depositato in busta chiusa, quindi non è che c'è l'atto che è leggibile da nessuno, neanche dall'interessato, semplicemente si dà pubblicità: guarda che non ti hanno trovato a casa, quindi vieni a ritirarti sta roba. Siccome è una cartella di Equitalia, sicuramente non sono le auguri di Natale, io te lo tengo per 24 ore, così tutelo un tuo diritto. E questa l'espressione appunto del diritto all'oblio. Invece poi abbiamo esteso il diritto all'oblio a qualsiasi atto amministrativo, quindi qualsiasi cosa abbiamo diritto che sparisca dalla tua lista, no? E quindi è stato esteso, motivo per cui esiste la richiesta di accesso agli atti eccetera. Però a dire il vero, dopo ti do la parola, delibere de termine la stragrande maggioranza dei comuni le tengono pubblicate sempre, quindi possiamo consultare delibere de termine vecchie di anni. La trasparenza ha imposto una durata di 5 anni a tutti i documenti di cui vi parlavo prima, quindi provvedimenti, quindi curricula eccetera. Prego. Vabbè, sull'accesso agli atti la legge 241 del 90 prevedeva che l'accesso fosse riservato a chiunque ne avesse interesse, su atti specifici, no? Dopo la cosa si è evoluta, però i regolamenti comunali spesso non sono stati evoluti, per cui in tanti comuni si chiede tuttora anche nel formulario che viene messo online che l'interessato specifichi perché è interessato a quello. Secondo me non deve essere fatto. C'è anche il discorso dell'obbligo di avvisare i controinteressati, che tante volte non sono facilmente identificabili. E tra l'altro la discrezione dell'istruttore. Il fatto di interessare il controinteressato non è automatico, cioè tu mi stai chiedendo qualcosa che riguarda Bianchi Mario, avviso Bianchi Mario, no, se lo ritengo io avviso Bianchi Mario. E quindi il quale può opporsi, ma non si capisce che tipo di opposizione può fare, perché può dire non darmi non esporre quelli, e quindi io poi devo ricorrere al TAR per poter accedere a sti atti. Ma questo serve solo per complicare la vita e dire è inutile che lo fai, tanto comunque non accedi a quegli atti. No, in soldoni è questo. Per questo io mi aspetto in una prossima legislatura, spero già la prossima, che qualcosa cambi in funzione di una semplificazione e che sia qualcun altro a dire guarda che rendere pubblico quell'atto mi ha causato questo danno. Ok, dovrebbe essere così nella logica, non a prescindere. Va bene. Un'ultima norma che anche questa secondo me è rivoluzionaria è il piano di informatizzazione, ovvero, ve lo leggo anche se non è proprio brevissimo: le amministrazioni statali, il governo, le regioni e gli enti locali devono adottare un piano di informatizzazione delle procedure per la presentazione delle istanze, dichiarazioni e segnalazioni, che permetta la compilazione online con procedure guidate, accessibili tramite autenticazione col sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale. La salto sta parte perché parla solo di SPID, da cittadini e imprese. Le procedure devono permettere il completamento della procedura, il tracciamento dell'istanza con individuazione del responsabile del procedimento e, ove applicabile, l'indicazione dei termini entro i quali il richiedente ha diritto ad ottenere una risposta. Il piano deve prevedere una completa informatizzazione. Che cosa sta dicendo? Sta dicendo che i comuni, ma a quanto pare anche il governo e le regioni, sono in ritardissimo rispetto a qualcosa che il mercato oggi ci chiede da anni. Se io fossi un promotore finanziario, no? e volessi che tutti voi cambiaste banca perché la mia è migliore di quella che state utilizzando adesso, prima di spiegare quali sono i servizi, probabilmente tutti quanti mi fermereste e mi direste: ma la tua banca quale servizi espone? Perché io di prendere un permesso da lavoro per venire in banca non ci penso proprio.
di alzare il sedere dal mio divano la sera per venire a fare un bonifico da te, ma non ci penso minimamente. Quindi tu mi dici che le bollette me le paghi, che il bonifico lo faccio online, che il conto corrente lo vedo subito, e poi ci penso. Okay? Quindi l'esposizione dei servizi è il biglietto da visita di qualsiasi gestore di servizi privato. Le videoteche sono morte e probabilmente sopravvive ancora qualcuna, ma il suo destino è già segnato, semplicemente perché oggi le videoteche sono online. Io accendo il mio televisore e Infinity, Netflix, eccetera, sono videoteche online. Col telecomando mi fanno scegliere quello che vuole, e tra l'altro l'abbonamento costa quanto 2 film che devo alzarmi dal divano, venire a noleggiarlo nel tuo negozio, se lo trovo, se non l'ha già noleggiato qualcuno, e poi alla fine riportartelo indietro. Stiamo scherzando. Quindi la gente oggi è diventata comoda e ben venga, voglio dire, no? Ci stressiamo tanto già tutto il giorno. Il comune è arrivato per ultimo. Tutti i servizi comunali devono essere sempre a portata del cittadino e mai esposti su un sito. La leggenda che le fusioni dei comuni non funzionino perché la signora Maria deve avere il municipio a 500 metri e non lo può avere a 10 km se il suo comune si fonde con un altro è una leggenda, perché la signora Maria di 90 anni non viene in comune, manda qualcuno, e quando chiede a qualcuno, sto qualcuno gli dice: ma il tuo comune non ti dà questa possibilità di farlo online? Perché un cambio di residenza oggi si può fare per legge via PEC. Io mando una PEC al mio comune e gli dico: guarda che io non voglio più vivere lì, io vivo da quest'altra parte. Il comune recepisce l'istanza e manda i vigili, esattamente come li manda se io mi presento di persona a fare un cambio di residenza. Ci siamo? Quindi il piano di informatizzazione nasce semplicemente perché occorre esporre questi servizi, però gran calma, se siamo comodi da una parte sono comodissimi dall'altra, quindi un attimino, scriviamo delle norme. Le norme attuative di questa legge, la legge 114 del 2014, sono state bloccate in commissione. Di conseguenza saremmo dovuti arrivare come obbligo normativo ad agosto dello scorso anno. Le norme attuative sono state rimandate a tempo indeterminato. Quindi quando qualcuno si vorrà interessare a questa norma lo farà, scriverà i decreti attuativi, da quel momento saranno obbligati i comuni a esporre i loro servizi. D'altro canto è vero anche che molti comuni si stanno muovendo già di loro, perché in ogni caso molti dei servizi che creano file di persone davanti all'ufficio possono essere fatte anche online. E quindi il piano di informatizzazione io lo vedo come il futuro dell'amministrazione pubblica, e quindi questo peserà molto nelle prossime campagne elettorali, peserà molto nei risultati che può dare un piano di informatizzazione, che differenzierà molto un comune dall'altro, perché oggi l'albo online e la trasparenza amministrativa c'è in qualsiasi sito di qualsiasi comune, perché un obbligo è già stato normato, ogni articolo spiega quello che devi fare. Quindi qualcuno ci è arrivato in ritardo nel 2013, ma oggi saranno tutti. Il piano di informatizzazione è un mondo ancora da scrivere, quindi questo peserà davvero moltissimo nelle decisioni dei prossimi anni. Prego. Piccola parentesi. Comune dove io devo presentare una pratica edilizia. Sì. PEC, teoricamente dovrei fare tutto quanto. Viene rigettata la pratica perché non c'era il visto preliminare. Che non c'era il visto preliminare del tecnico. Quando io sono andato dal tecnico lui mi dice: no, io voglio tutto cartaceo, non so neanche di mandare via PEC, perché noi non vogliamo roba via PEC. Io volutamente l'ho fatto, perché invece loro mi hanno scritto non c'era il visto preliminare. Allora, su questo effettivamente c'è una piccolissima pecca, nel senso che il DPR 160 del 2010 disciplina come le istanze debbano arrivare necessariamente in forma elettronica, quindi almeno via PEC se non con un portale, per il SUAP. Nel SUAP rientrano tutte le istanze delle attività produttive più l'edilizia produttiva, non l'edilizia privata. Quindi qualche comune si è inventato la variante del SUE, che non esiste in nessuna norma, che permette appunto l'invio telematico.
di fatto, se per le attività produttive non possono rifiutarsi di ricevere la PEC, per l'edilizia privata non hai una norma che ti dica, cioè è l'estensione del 160 che di solito viene applicata. Per un'attività produttiva, quindi cioè proprio... Quindi no, non possono farlo, Quindi ho detto, guarda, non possono rifiutarsi. te la mando via PEC, ti porto la copia di cortesia che te la guardi, una copia per farmi un favore. Non esiste una copia di cortesia, cioè, stiamo parlando di eliminare la carta. Oggi i progetti, se stiamo parlando anche di una planimetria, non vengono scritti, ma dalla planimetria alla letterina che tu devi stampare, non vengono scritti con la macchina da scrivere, vengono scritti con un computer. Per portargli la copia di cortesia devi stamparla. Un documento che nasce digitale lo devo far diventare cartaceo perché tu non sai leggere un monitor, cioè, trovati un altro lavoro. No? Che Poi da dire che magari devono guardare questi disegni su dei monitor che sono grandi così. Vabbè. Comunque su questo sì, adesso c'è ancora margine di discussione, dopo, anzi per un'edilizia produttiva non c'è già oggi margine di discussione, ma poi per tutto il resto non ci deve essere margine di discussione, non andremo da nessuna parte altrimenti. Ma deve cambiare la mentalità anche da parte degli istruttori, oltre che da chi amministra. Gli ultimi due argomenti che mi erano stati messi in calendario sono proprio il consigliere comunale, ruolo e responsabilità del consigliere, e le strategie politiche. Qua devo essere sincerissimo: quando io mi sono candidato sindaco non avevo nessuna possibilità di vincere, quindi sapevo che bene che mi fosse andata avrei occupato il posto da consigliere di minoranza. Però io dico, la norma prevede che nel consiglio ci siano anche le minoranze, prevede che la forma di propositiva appartenga a qualsiasi consigliere, di conseguenza anche dai banchi della minoranza qualcosa potrò farla, pochissimo. Bisogna essere proprio bravi, nel senso che se sei in maggioranza e quindi sai che qualsiasi cosa venga presentata, poi comunque il voto della tua maggioranza, che lo sta sapendo quel giorno che diavolo deve votare, ce l'hai. Quando sei in minoranza devi scrivere talmente bene le cose da metterli in difficoltà. Quindi il mio problema è stato prendere i documenti e dargli una forma semplice, leggibile e inattaccabile. Cioè, se tu vuoi dire no a quello che ti sto proponendo io, devi ammettere di essere idiota, no? E allora hanno imparato ad adattarsi al mio comportamento, perché devo anche dire che sono l'unico che propone qualcosa. È talmente radicata questa cosa che anche chi si presenta, perché in molte amministrazioni comunali vedo che c'è un'alternanza, no? Un po' la destra, un po' la sinistra. Quando gli altri che non hanno vinto si seggono ai banchi della minoranza, non propongono più niente. Basta, vi passa tutta l'iniziativa. Hanno fatto una campagna elettorale mirabolante, hanno scritto un programma stupendo, quando seggono la minoranza poi non fanno niente. Questo perché probabilmente hanno paura che se fanno qualcosa, quindi propongono qualcosa e viene approvata, in realtà viene approvata dall'amministrazione, non è la loro, è quella che ha perso, quindi alle prossime elezioni che diavolo vanno a dire? No? Quello che io ho detto quando mi sono candidato sindaco è: in ogni caso io fra 5 anni non ci sarò, quindi quello che farò in consiglio comunale non lo faccio per me, lo faccio per la cittadinanza. Quello dovrebbe essere il sunto di quello che abbiamo detto oggi, no? L'obiettivo dell'amministrazione deve essere sempre il bene comune e mai il bene della mia poltrona. Di conseguenza, se mi chiedete qual è il ruolo e la responsabilità del consigliere comunale, beh, la responsabilità è la firma su ogni atto, l'alzare la manina ed essere favorevole o contrario a qualsiasi atto. Perché è vero anche che, essendo in minoranza, non si deve dire no a qualsiasi cosa venga proposta dalla maggioranza, altrimenti poi non si hanno argomentazioni per dire io voglio che tu approvi qualcosa che presento io. Se loro dicono anche quello che presento di buono tu me lo bocci, a questo punto faccio lo stesso con te, okay?
e diventa quindi, si sposta il peso in questo caso sulla bandiera politica e non sull'efficacia effettivamente della proposta che stiamo valutando. Tuttavia occorre saper votare, quindi il fatto di aver detto sì o no resta agli atti, esattamente come resta agli atti tutto quello che tu hai detto in Consiglio Comunale, e c'è qualcuno che poi ti viene a tirare le orecchie e a dire ma guarda che tu in campagna elettorale hai detto una cosa e poi ai fatti ne hai fatto un'altra. Pochissimi, pochi. Magari ci fosse tutta sta gente che viene a rompere le scatole, probabilmente l'azione sarebbe più efficace, invece non c'è mai nessuno. Quindi la strategia politica dovrebbe essere questa: noi facciamo un esercizio civico, e quindi io sto facendo, quando faccio politica, sto assolvendo al mio sì, vorrei trovare un termine che sia più vicino a quello che un tempo veniva svolto quando si faceva il servizio militare, no? In realtà nessuno ha mai capito che perché diavolo perdesse un anno a fare il servizio militare. In realtà lì il proprio contributo è straordinario. Io penso che ognuno debba fare questa prova e quindi debba essere consigliere comunale per capire come funziona la macchina che vi sto spiegando, come capisca come si possa incidere, e se lo fanno tutti il peso del consigliere in questo caso aumenterebbe, perché meno persone si vogliono dedicare a questa attività, più le poltrone vengono occupate sempre dagli stessi, e se vengono occupate dagli stessi queste dinamiche non cambieranno mai. All'opposizione bisogna solo dire no, perché noi siamo qua per fare vigilanza. Vigilanza su cosa? Non hai il potere di dire no, anche se tutta la minoranza dice no, siete in minoranza, e quindi che peso avete? E quindi occorrerebbe che il consigliere comunale fosse il primo, soprattutto chi è in minoranza, ad abbattere questo muro, a stabilire un dialogo con l'amministrazione, e non per avere un voto di scambio, non pensate che io voglia portarvi a questo, cioè io ti voto questa cosa perché tu poi mi voti un'altra. Questa è proprio una schifezza che non deve esistere. Semplicemente fidati di me, fidati delle mie competenze per arrivare a offrire un servizio migliore. Io a Casia sono riuscito a farlo finché c'era il vecchio segretario comunale. Il segretario in teoria è super partes, quindi io mi rivolgevo a lui per dire guarda che ci sono delle storture, no, proprio tecniche che non vanno, possiamo sistemarle, e abbiamo fatto grossi passi in avanti rispetto a quella che è la situazione. Adesso l'abbiamo ereditata dal nuovo segretario comunale. Quindi questa è la strategia politica che io prego. Sì, rispetto a quello che ha detto anche lei che ha poco peso sostanzialmente il consigliere. Nel momento però in cui viene approvata una mozione a maggioranza, come si può fare in modo di controllare e far attuare quella mozione che è stata proposta? Lei sta parlando di una mozione proposta da un consigliere di minoranza? Consigliere di minoranza, perché alla fine l'approvano perché è una buona idea, e poi non fanno nulla. E poi non si fa nulla. Si può Quali fare azioni possiamo fare? un'altra mozione, meglio di una mozione sarebbe un'interrogazione, un'interpellanza in Consiglio Comunale per sollecitare, rimane agli atti. Poi ripeto, la pubblicità c'è tutta, quel documento resta agli atti, resta pubblicato sull'albo online, non se lo legge nessuno, quindi il fatto che sia stata approvata da una mozione della minoranza e che poi non gli sia stato dato un seguito, alla fine le uniche azioni politiche che si possono fare sono articoli sul giornale oppure interpellanze o certo. E altra cosa, rispetto a delle affermazioni che il consigliere può effettuare, c'è una modalità perché non sia magari denunciato per diffamazione su affermazioni che possono essere chiare? No. Cioè se l'affermazione è prettamente politica invece... No, non è tutelato dalla legge, solo i parlamentari lo sono. Chiunque qualsiasi altro che sia al di sotto di un parlamentare risponde di quello che dice e nelle forme in cui lo dice, perché
ripeto, in minoranza come a Casier, ho dei personaggi che ogni volta che prendono il microfono in mano è un turpiloquio, cioè ti verrebbe proprio da prendere. Il regolamento comunale e la 267 sottolineano molto il fatto che ci voglia rispetto del luogo in cui si è, quindi la forma in cui si sta esprimendo la propria idea deve essere appropriata a quel luogo. Poi una frasetta che funziona sempre è che la ragione parla e l'ignoranza urla. Usatelo in questi termini, quindi sarebbe sempre bene usare il tono corretto per quello che si sta dicendo. Alle volte ti fanno arrabbiare, però è quello che cioè, bisogna trattenersi, ma alle volte davvero te li tirano fuori. E qua si ricollega il fulcro di tutto quello che abbiamo detto oggi. Una politica efficiente è cercare ciò che è necessario alla comunità, ma cercare vuol dire dialogare con la comunità, perché io mi aspettavo molta più partecipazione dalla cittadinanza, cioè dire mi hai eletto, mi hai voluto lì, sono in consiglio comunale, posso avere un peso diverso da quello che dici tu, anche solo per fare l'articolo di giornale con cui si diceva prima, interpellami, vieni a porre le tue questioni, ti chiamano e ti dicono l'erba vicino a casa mia nella violetta là comunale non è mai tagliata, vabbè, è vero, questa amministrazione è perfetta, ma le aiuole proprio non sa tagliarle, non niente da fare, e quindi vi ritroverete quello. Quindi vi ritroverete, quella non è un indirizzo politico. Io posso fare una mozione con indirizzo politico sul taglio dell'erba, cioè, ne parlo, per carità, è un problema sentito, ma purtroppo la gente sente solo quello, non va mai a guardarsi le aliquote IRPEF per esempio, che potrebbero essere molto più interessanti. Però forse lì bisogna fare più informazione, come l'incontro che stiamo facendo adesso, e forse qualcuno si scatenerebbe contro alcune amministrazioni. Quindi sicuramente parlare con la gente e cercare ciò che è necessario alla comunità, poi saperlo proporre nelle forme che vi ho detto prima. In calce ho messo tutte le fonti normative che ho elencato anche l'altra volta, quindi ce l'abbiamo fatta a chiudere per un orario decente, perché volevo lasciare più spazio alle vostre domande. Mi ero posto come obiettivo mezzogiorno, ci siamo quasi. E quindi sicuramente il TUEL, il testo unico sull'ordinamento degli enti locali 267 del 2000, la 445, disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa, il CAD che vi ho menzionato prima, quindi l'82, il decreto legislativo 82 del 2005 e altro. Adesso vi lascio la parola e quindi vi lascio almeno mezz'ora per la discussione, se andiamo un po' lunghi e poi vedremo. Prego. Volevo ritornare sul discorso dell'immediata eseguibilità. Sì. Allora, bene, non parlate poi di manco loro, infatti. Sì. Scusa un secondo. Prego. Come c'è il video, no? Se adesso andiamo avanti a domande, sarebbe che chi ha domande le fa col microfono, che così anche poi esce sul video, altrimenti la voce non si sente solo lui. La risposta, perfetto. Dovete farvi coraggio, su, dai, tanto siamo fra noi. Non ti vede nessuno, Sì. Non abbiamo il gelato. Ne usi un altro? Ok. Prova. Ok. Parla. Sì. Allora, per il discorso dell'immediata eseguibilità, volevo chiedere innanzitutto se è possibile impugnarla in maniera retroattiva. Si sente? Allora, se viene approvata una delibera con immediata eseguibilità ma non era stata motivata, io posso contestarla successivamente, e se lo faccio quella delibera viene annullata oppure cosa succede a quella delibera? Posso anche contestare al segretario comunale di aver approvato tutto il procedimento, quindi avallando una delibera sulla quale era stata imposta l'immediata eseguibilità in maniera illegittima. E poi se non viene
votata l'immediata eseguibilità, è obbligatoria la pubblicazione per 15 giorni con i relativi 10 giorni di contestazione, oppure loro comunque possono fare l'opera e poi pubblicarla quando vorranno e in tal caso decorreranno i 15 giorni? Allora, complessa secondo me, però è correttissima, nel senso che parto dalla fine. Tutte le delibere per essere efficaci devono essere pubblicate, okay? Quindi il periodo di pubblicazione non può essere omesso in nessun caso. Quindi l'eseguibilità può essere votata, l'esecutività no. E sono due termini diversi, li trovate ben spiegati nella 267. L'eseguibilità è il momento nel quale può produrre i suoi effetti quell'atto. Quindi, nella prassi ordinaria, dopo essere approvato deve essere pubblicato per 15 giorni, solo dopo 15 giorni acquisisce l'eseguibilità. Diversamente, per gli esempi che vi ho fatto prima, un atto deve necessariamente produrre i suoi effetti immediatamente, quindi si può, con il voto per l'immediata eseguibilità, tagliare quel momento in cui acquisisce l'eseguibilità. Non si può tagliare la pubblicazione, semplicemente si anticipa l'eseguibilità al momento dell'approvazione. Ma la pubblicazione ci deve essere sempre. Perché? Perché la pubblicazione nella pubblicazione è contenuta anche l'esecutività, visto che l'esecutività consiste in 10 giorni dalla pubblicazione, io l'esecutività non posso saltarla. L'esecutività è quel periodo di tempo, così rispondo anche alla prima domanda, nel quale è possibile contestare l'atto, sia l'atto in sé che il fatto di averlo eseguito prima di averlo pubblicato. Quindi io posso contestare sia il contenuto dell'atto che il fatto che sia stato eseguito prima della pubblicazione, perché io potrei essere d'accordo sul contenuto dell'atto, ma non che sia stato eseguito prima di averlo pubblicato. Sempre nel periodo di esecutività io posso esprimere questo, semplicemente perché solo in quel momento so qual è l'atto, quando è stato approvato, perché prima della pubblicazione non posso averne certezza, salvo che non sia una delibera di consiglio, e quindi partecipando già al consiglio so che l'atto è quello che è l'oggetto, quando è stato approvato e così via. Di solito però sono più oggetto di questo tipo di dispute ciò che succede in giunta comunale che non in consiglio, più che altro perché sono atti amministrativi e non atti semplicemente di ordine politico, quindi rappresentano una visione che poi magari verrà esplicitata da atti della giunta piuttosto che determina. Okay? Quindi esiste sempre la possibilità, la persona a cui rivolgersi è il difensore civico in prima istanza, e se non c'è un tribunale di competenza, e quindi il TAR, e quindi so che l'hanno resa complessa questa macchina per questo motivo, però sì, questo è quello che dice la norma. Io mi fermo qui, poi bisognerebbe entrare in esempi specifici per capire. Vai che abbiamo un'altra domanda. Serve un regista qua per il microfono, poi. Dopo 4 anni ho capito cos'è la differenza tra interpellanza e mozione, sì. Ma non ho ancora capito quando presentare un ordine del giorno. Bene, allora so che per motivi che mi sono ancora ignoti si confonde l'ordine del giorno con la mozione. L'ordine del giorno da norma, e l'ordine del giorno lo troviamo ovunque, è un elenco di punti che verranno discussi, ok? Quindi l'ordine del giorno in una giunta o in una seduta di giunta di consiglio è sempre solo uno. L'ordine del giorno è l'elenco dei punti così come presentati nella lettera di convocazione. Molti confondono la mozione con un ordine. Abbiamo presentato quest'ordine del giorno. Non puoi presentare un ordine del giorno, presenti una mozione, un'interpellanza, un'interrogazione, ma non puoi presentare un ordine del giorno. Viene usato come sinonimo, ma è sbagliatissimo. Ok?
c'è questa bellissima passerella che ci fa un po' di suspense. se l'ha inventata Cristian semplicemente per creare allora, prego. Si sente? Sono Aurelio Marini di Mussolente. Volevo sapere una cosa riguardo al periodo di pubblicazione, ritorno un attimo a quello. Sì. In quel periodo chi è che può opporsi a quella pubblicazione? Allora, di norma un consigliere di minoranza. Soltanto? Solitamente nei regolamenti che vedo io e negli statuti vedo che è delegato a questa figura. Di fatto però chiunque, la norma non lo specifica, quindi viene specificato in alcuni statuti e in alcuni regolamenti, ma la norma 267 non dice chi si può, quindi in teoria lascia intendere che chiunque si possa opporre. Ulteriormente anche un cittadino qualsiasi può farlo? Beh, la pubblicazione, altrimenti manderebbero solo una mail ai consiglieri comunali, invece il fatto di esporre pubblicamente vuol dire dare pubblicità massima, dare massima rilevanza e quindi... E con che mezzi? Con una mail, con un documento che il cittadino può inviare all'amministrazione? Allora, siccome abbiamo un tempo molto contingentato, quindi quei 10 giorni, l'invito che faccio io è non fare un rimprovero verbale a qualcuno, perché non avrebbe nessun valore. Prendete un pezzo di carta, scrivete quello che avete da dire e lo fate protocollare, in modo che rimanga agli atti che entro i 10 giorni previsti dalla norma voi vi siete opposti a quella delibera. Grazie. Grazie a voi. Basta domande? Io vi avevo lasciato mezz'ora almeno, vai. Ci serve, dai, ci riscaldiamo, anche se è molto meno utile dell'altra volta. Prego. Allora, sempre sul discorso della pubblicazione, da un po' di tempo succede che per esempio i legali dei privati impugnano non la delibera, ma impugnano gli atti successivi per fare poi annullare la delibera. Questo non è un po' uno screditare il ruolo dei consiglieri, soprattutto di minoranza? È legittimo perché chiaramente lo fanno regolarmente, impugnano le delibere come atti presupposti all'ordinanza, al provvedimento che viene adottato nei riguardi del cliente, del privato. Però allora, ricadiamo in quello che ho detto prima, no? Allora, immagino che il legale abbia fatto un accesso agli atti per poter poi impugnare quella, perché è vero che la delibera di consiglio di giunta è il primo passo, poi seguono, come vi avevo detto prima, una serie di atti, che siano determine, che siano ordinanze, che danno forza a quella visione che si era espressa, a quella espressione di volontà contenuta in quell'atto che è stato approvato. Per cui già con l'accesso agli atti occorre dimostrare un interesse leso da quell'atto, di conseguenza ricadiamo nel discorso che abbiamo fatto prima. Un consigliere comunale magari non ha la competenza che ha il legale, non ha la competenza che ha il legale per poter promuovere un atto differente, quindi può solo opporsi e deve avere la forza di far revocare un atto, quindi deve motivare in maniera specifica. In Italia abbiamo delegato questo agli avvocati. Per questo io vi ho detto: muovetevi con il difensore civico, perché il difensore civico è l'avvocato di tutti i cittadini pagato dall'amministrazione comunale. Okay? Quindi senza che io paghi un mio avvocato per difendere un mio diritto, passiamo intanto dal difensore civico. Anche sì, lo dicevamo l'altra volta, hai ragione. Noi ce l'abbiamo ancora così, perdonami, ma io per me è un punto di riferimento, quindi lo tengo per me. me. È tutto più problematico perché ad esempio Padova ti manda in regione, quindi bisogna andare lì, fare la partita a Venezia, la gente si Certo. Prego. Cristian Giordano, consigliere di opposizione a Santa Maria di Sala. Se io presento una mozione, sì,
la mozione deve essere votata da tutto il Consiglio Comunale. Se la mozione eventualmente dovesse essere votata favorevole e poi per X motivi la maggioranza non la fa praticamente nel giro di 2 o 3 anni, non dà seguito, cosa posso fare io per tornare alla carica di questa cosa qui? Perché tante volte te le passano perché magari è una mozione ambientale, fa carino, fa figo, la votano, però poi in effetti non danno seguito. Cosa posso fare io dopo 6 mesi, 1 anno per insistere su questo tasto qui? Perché tante volte... Allora, in qualche forma ho già risposto a questa domanda, ma diamo un po' più di concretezza. Allora, esistono delle mozioni che noi presentiamo in Consiglio Comunale che hanno un indirizzo politico, no? Quindi anche a livello ambientale possono essere generiche piuttosto che specifiche di un caso. Se hanno ripercussioni legali è ovvio che ci possiamo muovere anche per altre vie. Se solo un indirizzo politico, cioè io voglio muovere la sensibilità di questa amministrazione riguardo a questo problema, facciamo qualcosa, ok? Loro dicono sì, mi piace, e poi non fanno nulla. Noi potremmo ovviamente presentare delle interpellanze per chiedere al sindaco perché non ha dato seguito ancora dopo anni a questa mozione che è stata approvata dal Consiglio Comunale, come anche possiamo chiedere l'indizione di un tavolo di lavoro per muoverci noi. Quindi dire, siccome tu hai dimostrato rispetto a questo argomento un interesse, okay, allora io ti chiedo l'indizione di un tavolo di lavoro, invita tu chi diavolo ti pare oppure lo invito io, tu partecipi in forza di quella delibera che è stata approvata, okay? Quindi dovremmo entrare nello specifico per dire quali mosse possiamo in quali modi ci possiamo adoperare. Nello specifico, infatti, giusto per fare 30 secondi, sì. Negli ultimi 3 anni il nostro comune ha preso fuoco 3-4 capannoni, tra cui un centro commerciale medio grosso. Questa spontaneamente dicono di sì, tra l'altro c'era l'amianto sul tetto, un po' di casino. Stanotte fatalità, ha preso fuoco, ho visto prima la notizia alle 5 stanotte, ha preso fuoco un deposito di pneumatici, c'erano dentro go-kart di un privato in teoria che aveva dietro casa sua un capannoncino di 400 metri quadri. Ha preso fuoco e quindi diossina credo e quant'altro. Collegando le 3 cose insieme si potrebbe fare una mozione per esempio per chiedere la verifica degli antincendio di tutti i capannoni che il comune nostro tra l'altro è il primo della provincia di Venezia con l'area industrializzata più grande, per quanto piccolo sia, superato anche Marghera probabilmente. Quindi potrebbe essere un'idea per esempio di chiedere una verifica antincendio di tutti i capannoni, dato che ne abbiamo tanti. Allora, a livello politico è una leva che non si può perdere, nel senso, soprattutto se hanno già dimostrato una sensibilità dal punto di vista ambientale. Dopodiché ci sono delle ripercussioni, come vi dicevo, anche legali. Il sindaco è il primo pubblico ufficiale dell'ente, al di sopra di qualsiasi, anche del comandante della polizia locale, okay? Quindi sta a lui la responsabilità sulla salute pubblica, sull'ordine pubblico, e quindi è impossibile che lui non faccia nulla. Nei casi più estremi si potrebbe chiedere la rimozione del sindaco per inadempienza del suo ruolo, se parliamo di casi di questo tipo. Cioè, se io ti ho già mosso e tu non hai fatto nulla per la prevenzione, è ovvio che io non posso andare a casa del privato a dire ti tolgo tutto l'amianto che hai, se stiamo parlando di pericoli ambientali legati all'amianto, no? Però posso favorire le politiche per aiutarti a smaltire l'amianto, e quindi tu sei libero di adoperarti o meno, ma io non posso importalo, okay? Ci sono sempre dei limiti legali. In alcuni casi, se ci sono pericoli, posso anche arrivare cioè, se un capannone è abbandonato, se il rischio delle fibre, parlano sempre di amianto eccetera, posso arrivare anche a obbligarti a fare un determinato una bonifica o quant'altro. In questi casi, visto che sono ripetuti, visto che c'è già stato un movimento da parte del Consiglio eccetera, a livello politico
occorre muoversi sicuramente. Poi ripeto, ci possono essere delle conseguenze legali. Se non si è fatto qualcosa, però ripeto, bisogna proprio stare attenti a muoversi correttamente. Se poteva fare qualcosa il sindaco e non l'ha fatto, e poi a questa azione conseguono dei danni ambientali, dei danni per la salute, eccetera, lui è il primo responsabile. Altre domande? Ciao Mauro. Ciao. Volevo farti appunto una domanda che riguarda un po' i temi forse trattati l'altra volta. Sì. Per quanto riguarda l'abolizione delle province, città metropolitane, volevo chiederti un attimino a che punto è l'abolizione di queste province. Grazie. Che bella domanda. Nel senso che a livello comunale c'entra purtroppo poco, magari potessimo avere una qualche... Allora, una parte politica di questa nazione è convinta che le province non esistano più. Sono sicuramente diventate di secondo livello, per cui sono un organo che non è eletto direttamente dal popolo, ma viene eletto dai rappresentanti delle istituzioni, quindi secondo livello. Di fatto non c'è stato nessun seguito se non l'identificazione, ma ripeto, era legata a una norma molto più vecchia, 20 anni, quella delle città metropolitane, quindi già dalla 267 ci si è mossi per creare queste enti in più. Sulle province non è stato fatto nulla e quindi non c'è nessuna novità rispetto a quello che sappiamo. Le province sono diventate di secondo livello, ma rimangono afferenti. Ho visto nei comuni che c'è stata una grossa mobilitazione perché il grosso del personale delle province potesse passare a enti più piccoli, quindi diventassero, siccome sono sempre enti locali, abbiamo definito l'altra volta, gli enti locali sono province e comuni, ma essendo le province diventate di secondo livello, l'unico ente locale attualmente di primo livello è il comune. Il personale delle province doveva migrare nei comuni perché molti comuni ne hanno bisogno. Non c'è stato nessun, cioè nel senso, hanno aspettato che qualcuno li costringesse a muoversi e siccome non c'è stata questa costrizione, nessuno che lavorava in provincia ha voluto andare a lavorare in comune, e posso capirlo. Cioè nel senso, non condivido l'esistenza di quell'istituzione, però posso capire, se io lavorassi in provincia me ne vedrei bene di andare a lavorare in comune. Una domanda: se viene fatta una petizione popolare, tra virgolette, dove è fatta una raccolta firme e poi protocollata e depositata perché il sindaco risponda, ha solo l'obbligo morale o anche comunque deve per legge rispondere ai cittadini? Allora, deve per legge rispondere a tutto, anche all'interpellanza mossa da un cittadino. Non serve che arrivi un consigliere comunale a promuovere un'interpellanza. Il problema è che non ci sono i limiti previsti dal regolamento del Consiglio Comunale. Limite di tempo. Limite di tempo, limite di una risposta scritta o verbale. Diciamo che se si muove un solo cittadino viene recepita l'istanza e dopo si può o meno dare un seguito. Se si muovono più cittadini, sicuramente tutti i sindaci di qualsiasi bandiera rispondono in forma ufficiale, perché quello è un bacino di voti, quindi è brutto dirlo, no? Però ci si muove in massa proprio per avere questo effetto, per dire guarda che se te lo dico solo io tu pensi che io sia un matto, mi ignori e sai che al limite io non ti voterò. Ma tu puoi approfittare di questo, se torniamo alla politica efficiente, quindi cercare quali sono le necessità dei cittadini. Se il mio dovere è cercare la necessità e tu me la sottoponi, tanto di guadagnato, stai facendo già metà del lavoro tu, quindi figurati se non devo dar seguito. Quindi non voglio sottolineare il fatto che le amministrazioni ignorino questo problema, lo sentono vicino. Vuoi perché siamo un bacino di voti, vuoi perché il loro dovere primario, una petizione deve avere un seguito. Se non ha un seguito, ovviamente si può arrivare in consiglio comunale attraverso un consigliere di minoranza, si può arrivare
a un articolo di giornale, dopodiché dobbiamo concentrarci su quello che è. Però se vuole in sabbia comunque, se non ha limiti di tempo in sabbia ciao. Se è controproducente, se la mozione tende a ribaltare una decisione presa in giunta al Consiglio, che ripeto è l'espressione di volontà, io la sottolineo questo termine perché l'espressione di volontà significa io sto perseguendo quello che penso sia giusto. Se qualcuno mi dice guarda che quello che tu pensi che sia giusto è l'esatto contrario di quello che la collettività pensa, non è che sia proprio semplice da affrontare. Una cosa è che qualcuno mi suggerisca un problema che io non avevo rilevato fino a ieri, un'altra cosa è che qualcuno mi dica guarda che quello che pensi tu è l'esatto contrario di quello che pensiamo noi. Per un rappresentante della collettività è un boomerang, quindi tenteranno non di insabbiare, di farlo passare in politichese, in qualcosa che possa, ripeto, con degli esempi specifici possiamo anche entrare, ma penso che il concetto l'abbiate capito. Sì. Noi abbiamo presentato una mozione per la modifica del regolamento comunale, dove sarà discussa, votata il 15 di questo mese. Ha portato il question time, quindi so che diversi comuni nostri l'hanno già portato. Si tratta di portare la voce del cittadino in consiglio comunale, perché attualmente, almeno nel nostro, il cittadino non può parlare assolutamente in consiglio comunale. Qui mezz'ora prima, avendo comunque protocollato la domanda con dei tempi previsti, ha tempo 3 minuti per chiedere al sindaco quello che vuole chiedere e il sindaco deve rispondere a 5 minuti per rispondere. Insomma, questa è una cosa che si fa in Parlamento e si può fare anche nei comuni, giusto per... Allora, approfitto di questa idea che sicuramente è bellissima, era presente nel mio programma elettorale, l'avevo estesa, ero partito da un concetto americano. Nei consigli comunali americani, dopo l'espletamento di tutti i punti dell'ordine del giorno, si lascia un periodo di tempo a tutti i cittadini per poter esprimere le proprie mozioni, quindi qualsiasi cittadino può dichiarare una mozione alla fine dell'ordine del giorno di qualsiasi consiglio comunale. Sì, è che finiscono anche a luna i consigli comunali, non so quanti cittadini. Ma lì sono un po' più partecipati, perché gli americani ci credono nel voto diretto, cioè l'americano vota chiunque, vota il procuratore distrettuale, vota i giudici, sono nominati questi, no? Quindi per loro sono... Sì. Lì è un po' più restritto. La proposta che ho fatto io nel mio programma elettorale non era quello strettamente legato all'attività americana, perché lì si pone una questione e deve essere discussa e votata nella stessa seduta. Secondo me ci sono degli argomenti che possono essere posti dai cittadini che vanno adeguatamente vagliati, quindi io ringrazio il cittadino e ti dico nel prossimo Consiglio Comunale sicuramente la discuteremo, ma la discuteremo anche, se mi chiedi qualcosa. Però l'idea di pormi una questione che nessun consigliere ha pensato, per me potrebbe essere, deve essere, se sono qua per soddisfare le esigenze dei cittadini, quindi io l'avevo pensata in questo modo: alla fine di ogni consiglio comunale, qualsiasi cittadino, così si sorbiva tutto il consiglio comunale, no, perché è importante. No, non sono sadico, non sono sadico. Se voi prendete gli ordini del giorno dei consigli, l'approvazione del bilancio è sempre all'ultimo punto. Non è un caso. Io sono arrivato a capire che non è un caso. Quindi si può lasciare proprio l'argomento che può destare maggiore clamore alla fine. Okay? E quindi io costringevo tutti quanti a dire: se vuoi dire la tua, devi aspettare la fine del consiglio, poi esprimi il tuo concetto, io lo prendo, se si può discutere e votare subito lo si fa, altrimenti lo si rimanda. Se non è un argomento che può trattare il Consiglio Comunale, viene bocciato. È chiaro che se mi chiedi di cambiare una legge nazionale in un comune, ti devo dire non c'è discussione, no? Io voglio che sia liberalizzato l'omicidio, ma
Vabbè, grazie della partecipazione. No. Per alcuni. Per gli amministratori. E quindi sì, questa è un'idea che io sposo totalmente, perché è l'unico modo per poter avvicinare la cittadinanza al Consiglio Comunale. Io li vedo sempre più deserti, non c'è niente da fare. Vedo partecipazione quando c'è un confronto fra sindaci, quindi in campagna elettorale si riesce a muovere qualcosa. Finita la campagna elettorale, che dura 30 giorni, basta, non se ne sente più. O per argomenti che veramente pesano. Oppure se vengo toccato direttamente, no? A Roncallo, qua vicino, dovevano aprire una porcilaia, poi l'hanno fatto, 9.000, ma io, cioè questi, ogni volta che aprivi una finestra lo sentivi, quindi quando vieni a toccarmi direttamente allora mi muovo, altrimenti mi disinteresso di tutto quello che fai. E questo non produce nulla di buono, nel senso che il più delle cose che ci danneggiano non hanno questa visibilità, non hanno la visibilità di una porcilaia e sono esattamente la stessa cosa. Altre domande? Andiamo a casa prima. Vai, devi venire sempre qua. Passerella è una delle poche donne, tra l'altro molto carina, quindi facci sta passerella. Prego, poi la tagli questa. Allora, non so, forse ho capito male prima. Prego. Quando si parlava del buon andamento dell'amministrazione comunale riferito all'articolo 97 della Costituzione, nel quale si diceva che un'amministrazione non è un'azienda, quindi non deve fare utili. Perciò quando capita che le amministrazioni nei primi anni della legislatura aumentino al massimo le tasse in modo da fare tesoretto da spendere poi a ridosso della campagna elettorale verso la scadenza, no, del mandato, in quel caso là agiscono contro la legge, diciamo, dovrebbero destinare quei fondi che gli arrivano in più preventivamente, oppure possono agire in questa maniera liberamente? Allora, abbiamo toccato due tasti. Punto primo, il tesoretto esiste perché è radicato nella mente. Attualmente, se vi può interessare, il Comune di Casier ha un avanzo di 260.000 euro, che è enorme. Se pensate a quante cose si possono fare in un comune di 11.000 abitanti con 260.000 euro, non è un tesoretto col cavolo, è un tesoro. Quindi quello deve destare sicuramente clamore. Usare quei soldi in campagna elettorale, ho capito il senso della domanda, però mi preme spiegarlo meglio. Una campagna elettorale non può essere finanziata col bilancio del comune, quindi ho capito, quindi lo spiego meglio per quelli che potrebbero aver inteso una cosa diversa. Cioè, mi muovo a fare qualcosa per la cittadinanza solo all'ultimo, ok? Succede sempre. Anche quando non ci sono. Io approfitto questo perché in campagna elettorale c'è la massima attenzione, quindi loro dicono: io faccio qualcosa perché adesso tu leggi il giornale, tu adesso ti informi su quelli che sono i prossimi candidati, quindi automaticamente stai leggendo anche quanto di buono io possa fare in questo periodo. Lì non ci possiamo fare niente, cioè, lì non è colpa degli amministratori, è colpa di chi è distratto per 5 anni, per chi si interessa solo l'ultimo mese e allora costringe chi si vuol fare eleggere, no? Facendo dimenticare i passati 4 anni che cosa sta facendo all'ultimo. Io approfitto, apro e chiudo una parentesi, dopo se abbiamo degli approfondimenti lo facciamo, perché io mi sono mosso prima della mia campagna elettorale, perché ho visto il mio attuale sindaco, che era assessore nella precedente, diciamo, strano perché di solito non occupa mai la stessa poltrona per tanti anni. Secondo il regolamento comunale e secondo la norma, lei aveva un lavoro per cui percepiva un'indennità per il ruolo di assessore che era pari al 50% del massimo previsto, okay? Quindi se avesse dovuto prendere 100, per il fatto che era una dipendente prendeva automaticamente 50, questo per tutta la legislatura. Siccome era candidata sindaco, ha deciso
di mettersi in aspettativa dal suo lavoro per dedicarsi alla campagna elettorale. Automaticamente, essendo in aspettativa dal precedente lavoro, è passata dal 50 al 100% dell'indennità, ma facendo meno di quanto avesse fatto durante l'anno, perché si doveva dedicare alla campagna elettorale. Quindi quello che io ho detto, l'ho detto pubblicamente sui giornali, è: mi va bene che ti dedichi al 100% a fare campagna elettorale, mi va bene che ti prendi l'aspettativa, rinuncia all'indennità però. Perché se mi dici mi metto in aspettativa perché il mio comune ha bisogno del mio operato non 2 giorni a settimana ma 5, quindi c'è un periodo, ci sta, quindi prendi il doppio dell'indennità perché devi lavorare al doppio. Ma se prendi il doppio dell'indennità perché devi fare campagna elettorale, no, questo non mi sta, sono soldi pubblici quelli. Quindi su questo mi sono mosso e vi invito ad aprire gli occhi, perché è una cosa che succede sempre questa. I volantini dove li stampavano? Non me lo ricordo, non ho fatto caso. Prego, no, se... Dicevo una cosa un po' diversa. Cioè. Volevo dire, mettiamo che non li spendano a ridosso della campagna elettorale per asfaltare le strade e quant'altro, sì, quindi per farsi bene, semplicemente creano questo tesoretto, dopodiché sono talmente incapaci che non sanno neanche come spenderlo, per dire. È un illecito, nel senso che io chiedo più tasse e quindi incamero dei soldi, ma quei soldi li devo destinare, mi devo giustificare il fatto che li ho incamerati, oppure possono anche rimanere là fermi? Allora, devono rimanere lì, nel senso che un margine ci deve essere, no? Se non faccio margine vuol dire che il margine è negativo e quindi sto costringendo l'amministrazione a pagare degli interessi. E quindi va bene che ci sia un margine positivo. Questo margine positivo deve essere il più ristretto possibile, ok? Di conseguenza un grosso margine è una pecca a livello amministrativo, non è un reato, perché in ogni caso io sono obbligato al pareggio di bilancio, di conseguenza quei soldi vengono riportati all'esercizio successivo e ci sta. Tra l'altro da quando c'è il bilancio armonizzato vengono portati in modo diverso da come venivano portati prima, però in ogni caso resta quel tesoretto, è solo che è incapacità gestionale, esattamente come un amministratore di un ente privato, se fa poco margine, poco utile, è incapace in quanto amministratore, no? Se tutto quello che incamera lo spende, viva Dio. Prego. Facendo un attimo l'esempio di Mira, sì, che aveva un grosso debito il comune, e il bilancio ha previsto un rientro negli anni per coprire questo buco di bilancio. Questo è stato criticato da parte dei cittadini e anche della minoranza, dicendo: ma come, il comune non impiega i soldi per gestire i propri servizi, ma invece li impiega per coprire il buco di bilancio delle amministrazioni precedenti. Questo lo potremo vedere in tantissimi comuni. È una cosa positiva questa? Lei come la vede? Positiva oppure la vede come negativa? Nel senso, il comune comunque dovrà spendere disinteressandosi del precedente? Allora, no, interessantissima questa domanda, perché lascia un margine incredibile. Io rimprovero a Casier l'opposto. Casier non ha fatto altro che in questi ultimi 20 anni pagare tutti i debiti. Ci aveva fatto, si era impegnata per delle opere, quindi aveva acceso dei mutui e si è preoccupata di prendere i soldi che incamerava per chiudere anticipatamente questi mutui. Questo può sembrare apparentemente una buona politica, non lo è nel momento in cui privi i cittadini di qualsiasi spesa, perché ogni volta che ti arriva una richiesta tu dici ma non abbiamo soldi, ma se non hai soldi perché stai chiudendo anticipatamente dei debiti, forse stai facendo male. Altresì non puoi neanche precludere nessun altro investimento. Vi spiego. Noi lo viviamo tutti i giorni col nostro stipendio, no? Noi dobbiamo attenerci nelle spese della gestione familiare a quelli che sono gli introiti della nostra famiglia. Se spendiamo più di quanto guadagniamo, stiamo facendo il nostro lavoro malissimo, ok? Non possiamo neanche, perseguendo questo obiettivo, però dire non compro una casa perché una casa costa 300 dei miei stipendi.
Quindi io devo mettere da parte i soldi e quando avrò i soldi per comprare la casa allora potrò dare un tetto alla mia famiglia. Non può funzionare così. Io devo accendere un mutuo e quindi creare un debito e pagare degli interessi, ok, per realizzare un obiettivo che materialmente con le mie entrate non riesco a produrre. Quindi il comune ha un bilancio che è di una certa dimensione, occorre che si muova in funzione di quel bilancio, quindi deve spendere quello che può, deve produrre dei progetti a lungo termine, quindi accendere dei mutui per poterli realizzare, e il mutuo deve essere proporzionato a quelle che sono le possibilità di rientro da qui a X anni che si è previsto, così come fanno tutti i cittadini normali che vogliono comprarsi una macchina a rate piuttosto che una casa col mutuo, okay? Questo non deve però eccedere, perché anche qui c'è il buon andamento di cui parlavamo prima. Roma si trova ad avere più debito dell'intera regione Sicilia, stiamo parlando di più di 5 miliardi di debito. Allora, in quale piano di rientro io posso pensare di risanare un buco del genere? Nessuno. Devo andare in Parlamento, nella stessa città, e dirgli: tiratevi fuori dei soldi, ok? Quindi, se è sbagliato non fare investimenti, perché a mio avviso ci sono delle cose che costano tanto, delle opere che costano tanto, e per realizzarle devo accendere un mutuo, altrimenti devo privare la mia cittadinanza di avere quelle opere, altresì non posso fare il passo più lungo della gamba, perché mi ritrovo a lasciare un'eredità a chi mi segue e se sono sempre io a me stesso, per cui devo pagare una montagna di interessi e devo ridurmi a non poter tirar fuori un centesimo, perché tutto quello che introito serve per pagare i debiti di quel buco. Lo vediamo a livello parlamentare. Il deficit è questo, è la differenza tra quello che è introito e gli interessi sul debito pubblico, che in Italia è mastodontico, è superiore in percentuale solo alla Grecia, ma la Grecia ha il PIL del Veneto, quindi in proporzione è maggiore quello della Grecia, ma il nostro è imbattibile. Noi abbiamo usato il debito come ammortizzatore sociale, di conseguenza la stessa cosa può essere fatta a livello comunale. Io devo intervenire anche a livello sociale, ma non posso indebitarmi e quindi far pagare un costo più alto di quello che si possono permettere i cittadini, poi alzando le tasse e tutto il resto. Ho risposto alla domanda? Un giusto equilibrio. Un giusto equilibrio, il buon andamento. Va bene. Io vi ringrazio per la partecipazione, vi ringrazio per la pazienza, per le domande intelligentissime che mi avete fatto. Vi metterò a disposizione tutto il materiale sia di questo che dell'altro corso, lo mando a Cristian, poi lui sarà a disposizione per poterlo divulgare. Vi ringrazio e vi auguro buona giornata.